questa mattina abbiamo aperto questo lunedì di gennaio 2024 con questa voce meravigliosa di questo grande uomo tenore che abbiamo, che è Sartori, Fabio Sartori, grande in tutti i sensi, è una montagna. Ne parleremo questa mattina con un ospite a Mirella graditissimo, che è Andrea Erri, direttore generale del Teatro La Fenice di Venezia, uno dei più bei teatri del mondo. Sentirete che numeri ci darà il direttore questa mattina e ci dirà, ecco, non che diamo i numeri, diamo numeri veri in questa trasmissione. Grazie veramente direttore di essere qui. Buongiorno con noi, e buon anno a tutti gli ascoltatori. E saluto anche Riccardo Mortandello da Padova, Montegrotto Terme, sindaco di Montegrotto Terme, secondo mandato centro-sinistra. Buongiorno, buongiorno anche a lei. Ha sentito come apriamo bene questo 2024? Ha visto che numero uno che ho vicino a me, sindaco? Assolutamente, ti invidiamo tutti, ti invidiamo tutti. Grazie, grazie. Qualche giorno fa ero proprio lì ospite delle loro strutture. Pensa. Grazie, la prossima volta l'aspetto in piazza Roma che ci beviamo un caffè assieme. Assolutamente, un insieme di strutture bellissime dedicate appunto alla ricettività e al benessere delle persone, per cui siamo stati trattati molto bene e consiglio a tutti di frequentarle. Ecco, io non lo sapevo, ecco, e lo potete dire voi, perciò mi fa molto piacere, perché sapete quanto mi stanno a cuore le strutture ricettive, perciò grazie di queste parole, direttore. Allora, cosa ci racconta di questo 2023, come si è concluso, cosa ci racconta, perché noi vediamo delle cose meravigliose, anche con dei numeri pazzeschi su questa Venezia, ma su questo teatro che tutti ci invidiano, uno dei tanti teatri italiani, ma forse uno dei più belli, che è La Fenice. Prego, direttore. Abbiamo compiuto 20 anni dalla ricostruzione, perché abbiamo inaugurato appunto a fine 2003 con un concerto, poi si è chiuso per un anno e quindi durante quest'anno state ben attenti, perché inizieranno e faremo una serie di celebrazioni appunto per celebrare il nostro ventennale. Io pensavo, fortunatamente sbagliandomi, che la ripresa dopo il brutto periodo di Covid, in cui i teatri, diciamo, hanno sofferto molto, perché sono stati chiusi per ben 2 volte, per quasi un anno, in due lockdown differenti, che il mercato sarebbe stato tutto da ricostruire. In realtà, per fortuna, mi sbagliavo, perché la gente ha voglia di ritornare a vivere, ha voglia di ritornare a vivere l'atmosfera del teatro e dello spettacolo dal vivo, che ha un suo grande fascino, ed in particolar modo tutto quello che è l'insieme di quello che noi offriamo, dei servizi che noi offriamo, dell'atmosfera che diamo alle persone, di accoglienza, di farsi sentire molto bene. In questo ultimo tempo ci ha anche aiutato una cosa molto importante, che voglio dire a tutti i nostri telespettatori, e cioè il fatto che siamo entrati come canto lirico italiano come patrimonio immateriale dell'UNESCO. Bellissimo, un applauso lo faccio io anche per voi da casa, perché se lo merita, ecco, questa grande squadra della Fenice, con lei però che tiene la barra dritta, perché è veramente importante. Prego, direttore. Quindi i numeri sono stati molto importanti, sia dal punto di vista del numero di presenze, sia dal punto di vista anche di quelli che sono stati i risultati della biglietteria. Pensate che oltre agli spettatori si può dire che la Fenice ha una seconda attività, quasi un'attività di tipo museale, che tu, Mirella, hai potuto gustare con tutte le tue persone speciali che facevano parte del nostro pubblico quel giorno lì, e che abbiamo avuto un grande piacere di ospitare. Grazie. Hai visto, no, che siamo noti per la nostra accoglienza e per far sentire bene le persone. Bene, posso dirti che il 2023 si è chiuso con 180.000 visitatori, che ci porta ad essere il terzo museo. Qualora fossimo un museo, saremmo il terzo museo di Venezia. Avete sentito che numeri? Perché quello che mi rammarica è che sembra che questa Italia viva solo di cose brutte, che gli italiani culturalmente non ci sono, che invece c'è una parte
veramente una parte molto importante di questo popolo meraviglioso, che non vuol dire avere tanti soldi, vuol dire avere una certa cultura per il teatro, per i musei, per l'arte. È questo che forse qualcuno non riesce a capire. Tanto è vero che i teatri, ma soprattutto la musica, l'arte, la pittura, la scultura sono apprezzatissimi. L'unica cosa che mi dispiace, dottor Harry, qui devo dirlo il dottor Harry, è che siamo troppo chiusi. Penso che lei sia la goccia fuori del vaso, nel senso che abbiamo un numero di persone che vorrebbero visitarci e vediamo degli orari pazzeschi a volte e mi domando, ma qualcuno ha capito che forse sarebbe il caso di aprire queste bellezze che abbiamo, che fanno anche i turisti chilometri e chilometri per raggiungerci, per visitarci, e non riusciamo a capire che forse dovremmo aprire al pomeriggio, di sera. Penso che sia l'unico teatro, la Fenice, che è sempre aperto, o sbaglio, dottor Harry? Lì è un grande tema quello che stai toccando, e cioè quello se sia compatibile la conservazione con la valorizzazione. Io ritengo che sia molto compatibile, nel senso che quello che noi dobbiamo strutturare è un insieme di servizi che non siano esclusivi, nel senso proprio etimologico del termine, cioè non escludano le persone, ma che siano invece, che rendano compatibile l'esigenza di protezione e di conservazione, sicuramente come si deve a un bene culturale, con quello di valorizzazione. Valorizzazione significa inclusione, significa ampliare il numero delle ore in cui tu garantisci il servizio. Pensate che noi, avendo modificato, per così dire, questo format, questo insieme di servizi, siamo arrivati ad avere un'apertura dalle 9:30 fino a fine dello spettacolo, oppure fino alle 18 nei giorni in cui non c'è spettacolo, per 364 giorni all'anno. Abbiamo chiuso solo il giorno di Natale, per il resto invece dalle 9:30 comunque chi entra trova delle persone che lo accolgono e che gli spiegano come usufruire di quelli che sono i servizi del teatro, le mostre permanenti. Ne abbiamo dedicata una a Maria Callas, che ha La Divina, alla quale abbiamo dedicato il giorno del suo compleanno, il 2 dicembre, una bellissima manifestazione gratuita aperta a tutta la cittadinanza, in cui addirittura abbiamo fatto entrare lo spirito sotto forma della voce di Maria Callas, che parlava della bellezza del suo periodo veneziano, e così come pure il modellino ligneo, per esempio, originale del Teatro di Selva, e molte altre cose che i nostri visitatori hanno il piacere di vedere. Quindi anche coloro che magari non si possono permettere un biglietto, anche se noi abbiamo tariffe per tutte le tasche e per tutte le tipologie, però magari non sono appassionati, non hanno tempo di poter seguire un'opera che spesso dura 3 ore, per cui magari non hanno la possibilità. Ebbene, hanno la possibilità, attraverso invece un'audioguida, di vivere il nostro teatro anche in maniera più leggera e più compatibile con quelle che sono le proprie disponibilità di tempo. Allora, ci ha spiegato benissimo. Io volevo leggere anche l'articolo 9 della Costituzione. Voi sapete che ve la leggo quasi sempre, a parte il periodo di Natale, perché tra biglietti di auguri e tutto quello che è successo a Natale non ho fatto tempo, ma qualcosa ho letto. Allora, l'articolo 9 della nostra bellissima Costituzione italiana dice questo: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Allora, Sindaco Mortandello, dopo aver sentito il dottor Harry spiegando l'importanza
ecco, di far conoscere questo meraviglioso paese che è l'Italia. Non a caso, io lo dico tutte le mattine, ci chiamano il bel paese, ma soprattutto anche voi sindaci. Ecco, lei ad esempio sindaco di Montegrotto Terme, un territorio importantissimo con delle strutture ricettive, come avete sentito anche dal dottor Eri, l'importanza anche di queste strutture, ma veramente, perché il futuro sono queste cose. Ecco, l'importanza di far capire anche al turista che arriva cosa c'è nel territorio, ma a pochi passi, perché in poco tempo tu arrivi in una città più bella del mondo e puoi visitare questa meraviglia di Venezia, ma anche di questo teatro, con delle aperture incredibili che sono molto vicine alle persone. Tu non sai quando arrivano, perciò tu devi essere aperto, devi accogliere. Prego, sindaco. Ma allora intanto io ringrazio il direttore perché ha dato una miriade di spunti. Noi nel mondo ci vendiamo non come Montegrotto Terme, Abano Terme, Galzignano Terme, ma come le terme di Venezia, perché appunto noi ruotiamo attorno a Venezia, che è un catalizzatore del turismo mondiale. Però Venezia aiuta anche a conoscere un territorio che è quello dell'entroterra, che da noi ad esempio è contraddistinto da un sistema termale che è conosciuto dal 1000 a.C., quindi stiamo parlando ancora prima dell'impero romano. Ovviamente anche noi abbiamo il grande tema di come abbinare la conservazione alla valorizzazione di determinate bellezze. Penso alle nostre aree archeologiche dell'epoca di Tiberio che si trovano in Viale della Stazione. Quindi i temi che il direttore ha messo sul piatto sono importantissimi, perché quello che fa un popolo tante volte non è la ricchezza fine a se stessa, ma è la dignità. E noi italiani abbiamo una grandissima dignità che troppo spesso non rivendichiamo come dovremmo fare. A tal proposito, quando si parla di Maria Callas, a Montegrotto è passata Maria Callas perché era sposata con il proprietario di una grande impresa del territorio prima di andarsi a sposare con il greco, e quindi anche noi in una piccola maniera abbiamo ricordato i 100 anni dalla nascita di Maria Callas, che ha soggiornato, ha dormito qui a Montegrotto Terme. Quindi il nostro territorio è legato da tantissimi particolari storici. Poi serve anche l'abilità in chi gestisce queste cose. Io ricordo nel 2003 la grande tragedia successiva, diciamo, all'incendio della Fenice, che sembrava tutto perso, ma poi c'è stato questo grande risorgimento, e ringrazio anch'io perché i nostri turisti arrivano a Venezia col treno in 35 minuti, quindi praticamente siamo vicinissimi a Venezia, e usufruiscono dei servizi, ad esempio, non solo del Teatro La Fenice, ma di un'intera città che è patrimonio di tutti i veneti e di tutti gli italiani, ma aggiungo anche di tutti gli europei. Cosa dobbiamo fare noi veneti? Come hai detto bene tu, Mirella, dobbiamo uscire da un guscio che ci ha caratterizzato in positivo per tanti decenni, e dobbiamo aprirci al mondo, perché torno da qualche giorno di vacanza a Londra e ho la percezione che il resto del mondo viaggi a delle velocità inaudite e noi siamo ancorati da un punto di vista burocratico, amministrativo, ma anche e soprattutto mentale, e questo lo dico a ragion veduta, poi ti spiego il perché, a degli schemi che sono superati. Quindi noi dobbiamo tornare ad essere protagonisti, perché quello che abbiamo in Italia, quello che abbiamo nel Veneto, quello che noi possiamo anche insegnare a tanti altri popoli del mondo, non ce l'ha nessuno. Perché ti dico questo? Le lentezze burocratiche e amministrative, perché ad esempio nel nostro territorio abbiamo quest'acqua salso-bromo-iodica calda che sgorga dal 1000 a.C., da quando la conosciamo, insomma, e stiamo cercando di poter alimentare con il teleriscaldamento anche le utenze dei privati cittadini, oltre che quelle degli albergatori. E non ti dico che grandi difficoltà stiamo incontrando. Adesso fortunatamente il PNRR ci è venuto in soccorso, dandoci 4.300.000 euro per il progetto pilota che caratterizzerà l'utilizzo del calore di queste acque per il teleriscaldamento nella parte centrale del paese. Perché dico questo? Perché altrove, in un'economia diciamo circolare, questo calore non sarebbe stato sprecato per migliaia di anni, ma sarebbe stato utilizzato. Noi abbiamo delle leggi che ci fanno muovere molto lentamente, a volte a ragion veduta, a tutela delle risorse, a tutela dei beni, però dobbiamo avere la capacità, e qui mi rivolgo soprattutto a chi fa le leggi, quindi alla Regione, al Parlamento italiano e all'Europa, di garantire le condizioni per agire in flessibilità, perché poi i benefici vanno a tutela e vanno a beneficio di tutti i cittadini.
Allora, mi fa piacere, Sindaco, che abbia citato i fondi del PNRR, perché sono due cose, PNR e PNRR, bisogna anche spiegare, PNR sono i progetti, PNRR sono i soldi che arrivano, dobbiamo spiegarlo bene perché ancora qualcuno non l'ha capito, ma soprattutto mi fa specie quando sento che qualcuno se la prende con l'Europa, specialmente quei politici che usufruiscono di questa montagna di soldi che sono arrivati grazie all'Europa, perché se non arrivavano anche il sindaco Mortandello non avrebbe potuto fare quello che ha appena spiegato, ma questo succede, sindaco, perché non si spiega bene alla popolazione italiana i pro e i contro, cioè si dice qualcosa ma non si spiega. Però se in Italia non fossero arrivate tutta questa montagna di soldi che poi abbiamo sentito anche da persone esperte, quelli che dobbiamo anche restituire con un tasso veramente favorevolissimo, perciò bisogna anche capire che delle volte bisogna, oltre a sentire, ascoltare quello che dicono gli addetti ai lavori che sanno di cosa stiamo parlando, perché noi non avevamo neppure gli occhi da piangere. Se non fossero arrivati questi soldi, che avete visto anche l'ultimo governo ha fatto di tutto per riuscire ad avere queste tranche, queste rate che dovevano arrivare, perché sono fondamentali, ma sono fondamentali per tutto e soprattutto per la cultura. Pensate che questo paese dovrebbe vivere di cultura e di agricoltura, soprattutto di questa agricoltura meravigliosa che avevamo da nord a sud, abbinata però a questa meraviglia che ci troviamo grazie anche a questi mecenati che hanno seminato nel tempo, che hanno lasciato dei beni veramente incredibili, cosa che non sta succedendo adesso, ecco, perché una volta addirittura io mi ricordo quell'edificio storico a Verona di questo mecenate che era semplicemente un commerciante che ha fatto questa meraviglia di edificio e che ha scritto alla fine all'esterno conserva. Ecco, conserva, questa parola magica, che quelli che sono succeduti nel tempo non riescono a fare neppure quello, sindaco, perché io continuo Mirella, a vedere che si vendono queste meraviglie che abbiamo, ma il politico passa. Ma la meraviglia dovrebbe essere nostra, non dovrebbe decidere lui su un bene che dovrebbe essere lasciato in eredità anche alle future generazioni, come dice la Costituzione, che va venduto veramente per diventare poi delle strutture che non riusciamo a capire se valeva veramente la pena o se era importante era investire. Cosa dice il direttore? Poi sentiamo anche dottor Eri, cosa dice di questa mia idea che mi veramente inorridisco quando vendono queste meraviglie che abbiamo? Allora, la prima tematica che tu hai affrontato, che è quella del PNRR e del buon utilizzo del PNRR, è una tematica fondamentale. Noi siamo riusciti a vincere 2 bandi che sono stati fatti. Il primo ci ha consentito di trasformare tutta l'illuminotecnica che era con energia a scarica in luci a LED, quindi il nostro palcoscenico adesso è completamente in risparmio energetico. Il secondo invece, una tematica a te cara, abbiamo vinto un secondo bando PNRR per l'accessibilità fisica del teatro e quindi sono felice di dirti che fra poco ci sarà una rampa esterna che abbiamo già concordato con la sovrintendenza e una invece che consentirà attraverso un ponticello mobile di poter raggiungere direttamente via acquea da parte dei diversamente abili. È una cosa che mi fa piacere di più perché noi abbiamo visto quel giorno, anzi adesso rivedremo assieme questa meravigliosa visita che grazie al dottor Eri siamo riusciti a fare a queste delicate persone, a questa sensibilità che abbiamo avuto il piacere di vedere. Ecco, la sensibilità nei loro volti, nei loro sguardi, il bello, ecco, a vedere il bello, ammirare l'attenzione, il un rispetto. silenzio. Ecco, sentite cosa sta dicendo, ecco, guardate, ecco, qui siamo noi, ecco, con le fragilità che stanno assistendo a questa bellissima spiegazione che sta dando il dottor Eri. Ma qua mi abbino, sindaco, a quello che ho sentito quel giorno, perché bisogna avvicinare il bambino al teatro, alla musica lirica, ai costumi, alla bellezza. Non è che tu lo puoi imparare
Sì. È un preciso compito però che è un abbiamo. preciso compito. Ad esempio, da bambino lui spiegava, se tu attiri l'attenzione, ad esempio spiegando, visto che adesso siamo a Carnevale, le maschere, le famose maschere di Carnevale, chi sono e cosa rappresentano, tu riesci a catturare l'attenzione del bambino. Ecco, non puoi fare a 5 anni sentire Sartori, per carità lo può sentire, ma per capire il valore della voce di questo tenore devi iniziare a fare un percorso da piccolo, che mette a disposizione, pensi sindaco, ecco il dottor Eri, il direttore, in questo meraviglioso teatro. Ecco, anche per lei quanto importante è capire che forse unendo le forze, perché io sono convinta che anche voi sindaci dovete unire le forze, perché siete nel territorio, l'avete detto voi, dovete unire con questa meraviglia che abbiamo, che è il Teatro La Fenice. Prego, sindaco. Ci sono vari elementi per catturare l'attenzione dei più piccoli. Uno è sicuramente l'istruzione, e sappiamo la complessità anche di gestire l'aspetto didattico negli istituti comprensivi, penso alle scuole elementari, ex medie, che oggi hanno dei nomi nuovi. Ma c'è anche l'aspetto familiare. Perché dico questo? Perché io sono stato fortunatissimo che nella mia famiglia fin da bambino mi hanno insegnato ad apprezzare l'opera lirica, all'Arena di Verona, al Teatro La Fenice, e quindi ho vissuto diciamo una maturazione anche culturale legata a queste grandi opere, che sono incomprensibili se non vengono spiegate, proprio come si fa con l'ABC, come si fa con i bambini quando sono alle elementari, quando gli si insegna a contare. Perché queste opere hanno un senso molto profondo, vanno contestualizzate in determinati periodi storici, penso al periodo risorgimentale. Qui dietro di me vedete Garibaldi, e non è un caso se c'è lì Garibaldi. Quindi c'è un aspetto veramente che il territorio e soprattutto lo Stato dovrebbe tenere in considerazione per far maturare nei più piccoli, che poi sono quegli alberi che cresceranno a seconda di come li istruiamo, dritti o storti nel futuro, per valorizzare ancora di più questo aspetto culturale, il patrimonio materiale e immateriale. Poi un altro spunto sull'Europa. Mirella, tu stai parlando con un europeista convinto. Per me l'Italia è una nazione, ma è una provincia dell'Unione Europea. Ma l'Europa in tante circostanze viene ricordata in prossimità delle elezioni europee, e fatalità, adesso nel 2004 avremo le elezioni europee, perché tutti verranno a dirci tante cose sull'Europa e dopodiché viene dimenticata. E spesso purtroppo è stata un campo di battaglia per le forze politiche per acquisire il consenso, perché non so se ti ricordi, fino a ieri c'erano movimenti politici che dicevano no euro, fuori dall'Europa, e il giorno dopo si sono riconvertiti capendo che senza Europa l'Italia nel mondo non conta niente. E l'Europa, tante volte noi la critichiamo senza ricordarci che dobbiamo guardarci allo specchio, perché l'Europa siamo noi, sono anche le nostre scelte che vanno a vincolare quelle decisioni che poi si prendono, dove i tedeschi sono bravissimi, perché i tedeschi tutelano in primis gli interessi della Germania, i francesi sono bravissimi, e noi italiani dobbiamo diventare un po' più bravi a tutelare quell'immenso patrimonio che abbiamo e che tutto il resto del mondo, non solo l'Europa, ci invidia. Quindi l'Europa è fondamentale. Queste risorse, come diceva bene il direttore, non basta ricevere i soldi, perché i soldi sono appannaggio del nulla, bisogna spenderli bene per risolvere le annose questioni che caratterizzano l'Italia, quelle che ci penalizzano. Penso innanzitutto alla giustizia. Noi questi soldi dobbiamo utilizzarli anche perché i processi in Italia o le sentenze non possono durare decine e decine d'anni, ma devono avere dei tempi congrui, altrimenti i primi a fuggire sono gli investitori, e in tante circostanze si rovina la vita dei cittadini che magari dopo percorsi processuali lunghissimi dimostrano la loro innocenza avendo perso tutto. Quindi queste risorse bisogna utilizzarle per le infrastrutture. Noi abbiamo bisogno di mobilità, abbiamo bisogno di riscoprire una mobilità che non sia più quella su gomma, come purtroppo è stato determinato dallo strapotere che aveva la Fiat nella Prima Repubblica, ma riscoprire anche quella mobilità che caratterizza le altre nazioni europee, penso alla mobilità fluviale. Dobbiamo tornare a essere protagonisti nel Mediterraneo.
dobbiamo tornare a essere protagonisti nell'Alto Adriatico, perché altrimenti i grandi porti internazionali, penso a Rotterdam, ci mangiano i risi in testa. Quindi il sistema lobbistico nazionale da fare è importante, possiamo farlo solo in Europa, altrimenti i grandi potentati, che poi sono la Cina, gli Stati Uniti, la Russia non la metto neanche perché non è un potentato se non nella misura guerrafondaia, ci sbranano e perdiamo tutto quello che di buono abbiamo costruito in Europa dal periodo illuminista ad oggi. Allora, dottor Eri, come commenta le parole del sindaco Mortandello? Il sindaco Mortandello ha, diciamo, tirato fuori cose che sono molto importanti. Il primo aspetto che vorrei sottolineare è l'importanza della nostra afferenza all'Unione Europea, perché noi siamo uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, ancora al periodo, mi ricordo, di De Gasperi, in cui i suoi discorsi erano finalizzati a uno Stato-nazione che però andasse oltre i confini nazionali e in cui ci fosse un senso dell'essere comune, dell'essere europei. Dal punto di vista della cultura, la cultura è uno strumento importantissimo per farci sentire parte dell'Europa e devo dire che il bacino di attrazione da parte di Venezia e da parte del nostro teatro europeo è importantissimo. Pensate che il 23% dei nostri spettatori sono italiani, ma il 22% sono francesi, e il 18% sono tedeschi e il 14% sono americani. Per cui immaginatevi un po' quanto la cultura riesce a fare in termini di diffusione anche di quello che è comunque un patrimonio importante, neoriconosciuto anche come patrimonio immateriale dell'UNESCO, come il canto lirico italiano all'interno del mondo. Anche perché la musica è nata in Italia. I sì, più bei teatri del mondo sono in Italia. Il melodramma è nato qui. Ecco, perciò capite bene l'importanza, sindaco, che la politica, il governo ha il dovere di investire. Io capisco le infrastrutture, però io metterei parallelamente investire nella cultura, nell'arte, sì, perché è quella che poi riesce a muovere veramente tutto questo. Sì, arriva alla persona e può arrivare con l'aereo, col treno e dobbiamo essere preparati, niente da dire, ma quello che la muove è il progetto che tu dai, quello che tu proponi, è quello che muove, perché se io ti propongo una bella cosa, tu vieni, se ti propongo una cosa scadente non vieni, o sbaglio, dottor Eri? Beh certo, la valorizzazione delle risorse del territorio è comunque la risposta moderna che noi diamo per un turismo evoluto, per un turismo consapevole, per un turismo rispettoso anche nei confronti della cultura, ma anche per un turismo moderno che non vuole più essere spettatore, ma vuole essere protagonista della cultura del territorio. Pensiamo per esempio a quello che è l'enogastronomia, pensiamo a quelle che sono le risorse culturali, ma pensiamo anche a tutti quegli aspetti, per così dire, un po' più soft della cultura, cioè quelli che sono gli usi, quelle che sono le tradizioni, quello che noi vediamo quando riceviamo i grandi VIP che vengono a visitare il nostro teatro. Non vogliono solo sapere quelle cose un po' oleografiche da cartolina, ma vogliono un po' vivere all'interno di quella che è l'atmosfera veneziana, vogliono andare all'interno di una vetreria, all'interno di uno squero per esempio, no? Lì dalle parti del sindaco Mortandello per esempio, Arquà Petrarca, a vivere quello che è stato la vita e quello che sono state le opere e i luoghi ispiratrici di un grande autore della nostra letteratura italiana e mondiale. Perché culturalmente ci sono, certo, ecco, e soprattutto io ho visto, e qua lo dico anche al sindaco Mortandello, l'importanza di non avere gli orari, perché noi pensiamo di mangiare alle ore 13, pensiamo di mangiare alle ore 20, di fare colazione, mentre ho visto a Villa Margherita, proprio grazie anche a questi grandi presepi, sia quello dedicato a Giulia Cecchettin che a quello della pace, con questi alpini in guerra che si davano la mano anche tra nemici il giorno di Natale, bellissimo, apprezzatissimo.
che i turisti sono arrivati negli orari dove noi siamo con le gambe sotto il tavolo, perché abbiamo il pranzo, abbiamo la cena, loro invece hanno tutti altri orari. E arrivavano a vedere questi presepi, orari incredibili, ma io ho lasciato aperto. Io avevo scritto chiuso dalle 13 alle 14:30, ecco, vediamo le immagini di questo bellissimo presepio dedicato a Giulia Cecchettin di Guido Cortese, questo preseparo di Thiene, perché forse ho detto ho sbagliato, dovevo fare continuato, perché avevo avuto anche ospite il presidente degli albergatori del Veneto, il dottor Kerr, che mi aveva inserito nel loro sito, e sono arrivati negli orari che se io avessi chiuso, anche se i cartelli erano fino alle ore 13, non li avrei visti. Loro non avrebbero potuto apprezzare questa meravigliosa villa settecentesca che è Villa Margherita, e all'interno questa meraviglia di presepi. Ecco l'importanza di capire chi me lo faceva fare, però ho capito che forse devo fare quel passo in più, visto l'importanza dell'evento. Cosa dice, dottor Eri? Allora, il tema è molto interessante, che è quello relativo al servizio. Quando noi parliamo di servizio e parliamo di servizio turistico, abbiamo spesso una visione autoreferenziale, in cui una biglietteria di un teatro debba essere aperta secondo quelli che sono gli orari che vanno bene all'organizzazione, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30. In realtà lo spettatore e il visitatore vuole essere libero di poter decidere e scegliere, non possiamo essere noi a razionare il servizio. E così succede anche nel mondo dell'alberghiero, della ricettività, della ristorazione. Non ha più senso dire la cucina chiude alle 13:30 quando trovi le folle delle persone che comunque hanno orari che non sono più gli orari di 50 anni fa. Quindi tutto questo deve farci pensare con una logica di marketing integrato, consapevole e rispettoso ovviamente delle risorse del territorio, ma anche in cui i servizi vengano organizzati. Il punto informazioni non ha senso che sia chiuso il sabato e domenica all'interno di una città, anzi il sabato e domenica deve essere aperto forse con il doppio delle persone, perché il sabato e domenica sono i giorni in cui i turisti arrivano e chiedono informazioni e vogliono capire che cosa possono utilizzare dai servizi che il territorio riesce a dare. E così è quello che abbiamo fatto all'interno del nostro teatro. Quindi una biglietteria aperta dalle 9:30 alle 18 ogni giorno. Ogni giorno. Allora adesso andiamo invece, ci caliamo proprio dentro questa meraviglia del teatro La Fenice, andiamo a vedere cosa è successo a Capodanno con questa meraviglia di concerto. Andiamo a sentire e a vedere. E a questo punto dobbiamo andare in pubblicità.
è sbloccato il centralino perché era stato preso d'assalto tutto in tilt, però adesso si è sbloccato ed abbiamo il nostro Rinaldo. Vedete cosa riuscite a fare addirittura il lunedì mattina? Vai Rinaldo! Ciao Mirella, Ciao. e buongiorno ai tuoi ospiti. Non ti sento. Non sento. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. È molto piacere vedere il direttore, ti saluto cortesemente. Buongiorno direttore. Buongiorno Rinaldo. Vedo cosa sta facendo per Venezia e non mi ricordo, dico tanti anni, se nessuno abbia fatto così, aprirla al mondo intero, come mi serviva a fare voi altri, dai un direttore. E suonare dopo Non si capisce molto bene Rinaldo, non so se ancora dobbiamo sistemare o se sei tu no. Sì. Comunque Venezia era tanto da vedere, perché Venezia è un museo aperto, un museo, camminando per le strade. Pronto? Vai, viene la voce, non so, vai, vieni. Comunque, grazie Rinaldo, vediamo di sistemare, se no non riusciamo a rispondere. Sì, è vero, è l'unica città al mondo, la più bella città del mondo, tanto è vero che l'hanno anche copiata nel deserto, ma Venezia rimane Venezia, possono copiare come vogliono, ma l'importanza soprattutto di capire e valorizzare. Ecco, la politica dovrebbe capire che vive nel bel paese e dovrebbe concentrarsi su questo, ma soprattutto io pensavo una cosa e l'ho vista e ripeto a Villa Margherita inclusiva, qualcuno dovrebbe anche copiare dalla Mirella qualche volta. C'è il mondo del volontariato che è un mondo enorme. Se io sono riuscita a fare questo, sindaco Mortandello, devo ringraziare l'associazione combattentistica che mi ha dato la possibilità, grazie al presidente Enzo Andretta che ringrazio, ma ringrazio a tutte queste persone che sono stati i carabinieri, i finanzieri, i vigili del fuoco, tutte queste persone che mi hanno permesso di tenere aperto tutto il giorno. Forse anche iniziare a capire che il mondo del volontariato non è solo fatto per portare la borsa della spesa, per accompagnare la persona ammalata, per un disastro ecologico. Potrebbe essere impiegato, se si chiede, anche in situazioni dove tu non riesci economicamente magari ad arrivarci. Forse anche questo mondo del volontariato dovrebbe essere visto in maniera diversa, perché se siamo 7.000 associazioni di volontariato, ma se non ci conosciamo tra di noi, non riusciamo ad arrivare alla persona ammalata o solo in casa perché non abbiamo l'indirizzo, oppure non riusciamo ad aiutare il sindaco a tenere aperto i musei perché li abbiamo tutti i musei, chiese, perché ogni chiesa è un museo, abbiamo città e borghi a livello veramente culturale, musei a cielo aperto, ma ci vogliono delle guide, ecco, coinvolgere anche i giovani. Cosa dice il sindaco? Perché mi sembra che siamo molto lontani da fare questo. Ma allora le riflessioni sul volontariato possono essere infinite, perché sempre di più il volontariato è fondamentale per gestire alcuni servizi anche essenziali nel Veneto e in Italia. Senza volontariato, io lo dico sempre, anche nella nostra città non andremo da nessuna parte. C'è un tema che nel turismo il volontariato però deve essere formato e quindi ci deve essere anche una predisposizione alla formazione per tenere aperto un museo, per offrire dei servizi legati al turista. Io posso dire che con alcuni ex dipendenti di alberghi questo processo l'abbiamo iniziato, però trattandosi di una forma di volontariato, se il volontario al mattino ha qualcos'altro da fare, io non lo posso obbligare a fare un servizio contro la sua volontà, e questo è un tema importante. Poi tornando un po' al tema del turismo di cui parlavamo prima, si tratta di un turismo dell'esperienzialità, quindi tutti noi, volontari e professionisti del turismo, dobbiamo riuscire a far vivere un'esperienza al turista che arriva, che sia a teatro, che sia alle terme, che sia al museo del termalismo, che sia in aree archeologiche. Dobbiamo far vivere un'esperienza che questo turista possa tornare a casa e raccontarla agli amici quasi come fosse un'esperienza esclusiva. Poi sul tema della valorizzazione culturale, Mirella, la politica ha delle responsabilità enormi, perché sono le scelte politiche che determinano la fortuna o la sfortuna di determinate
investimenti nella cultura. E io posso ritenermi fortunatissimo perché sicuramente il dottor Harry lo conoscerà. Ho avuto spesso modo di interloquire con Carlo Tognoli, che quando è stato ministro ha fatto delle scelte molto importanti, ad esempio per il teatro. Però la politica è anche una brutta bestia, perché tante volte fa le scelte dove trova bacino di utenza elettorale, senza sapere che tante volte anche la scelta meno popolare è quella giusta per garantire non solo dignità, ma anche una ricchezza che poi si riversa in tantissime persone nel nostro territorio. Per cui anche la politica, penso soprattutto in merito alla gestione culturale, teatrale, ha una responsabilità enorme e deve trovare quelle vie per alleggerire quei carichi. Penso ai piani della sicurezza che a noi fanno impazzire come amministratori comunali, per alleggerire e per rendere più fluido e flessibile anche un'offerta che poi non è solo rivolta al turista, ma dobbiamo anche rivolgerla ai cittadini italiani, perché se gli italiani per primi non capiscono la potenzialità di avere un teatro nel proprio comune, di avere un sistema culturale che funziona, facciamo anche tanta fatica a trasmettere queste informazioni turistiche ai turisti che arrivano. Quindi è un lavoro da fare importantissimo, io confido che venga fatto. Livio da Padova, vai Livio. Mirella, ciao, un saluto al direttore della Fenice e un saluto anche al sindaco Mortandello. Dunque, una mia curiosità, volevo chiedere al direttore della Fenice, mi ricordo che dunque il teatro La Fenice è stato incendiato molti anni fa, c'era un incendio doloso, però non mi ricordo l'anno e non mi ricordo, diciamo, poi le indagini sui responsabili, eccetera. E mi piacerebbe che mi illustrasse come si sono svolti i fatti. Ecco, grazie e buon anno a tutti. Allora, intanto che rispondiamo a questa domanda, chiedo al regista Italo Morao di mandare anche queste foto che abbiamo della Fenice e così il direttore commenta e poi anche risponde al nostro Livio da Padova che è curioso di sapere, di ricordare. Sì, allora, io credo che il signor Livio non faccia riferimento all'incendio dell'800 perché era troppo piccolo forse in quel periodo lì. Faccia cenno invece a quello che è stato il grande incendio del 30 gennaio del 1996. È stato un incendio che poi è stato riconosciuto come doloso, nel senso che una ditta che svolgeva lavori elettrici in subappalto era in ritardo con i tempi e quindi per confondere un po' le cose ha perso il controllo di una situazione che poi ha generato quello che ha generato, quindi è stato un atto riconosciuto da parte dei tribunali come doloso. E tutto questo ha comportato un grande dolore. Pensate che i reparti artistici erano in tournée a Varsavia e io non lavoravo ancora lì, però mi ricordo insomma che i miei colleghi mi raccontavano di grandi pianti e disperazioni che c'erano perché il teatro è di tutti, il teatro è dei cittadini sicuramente, ma è anche delle persone che lo abitano e che ci lavorano parecchie ore al giorno e all'anno. Poi grazie anche alla caparbietà dell'allora commissario, il sindaco Paolo Costa, ha voluto assolutamente che per il 2003 si concludessero i lavori. Guardi che abbiamo trovato l'immagine dell'incendio, che bravo il nostro regista Italo Morao, guardi. Direttore, fa venire i brividi, prego. Sì, bravissimo il regista ad aver... tra l'altro poi in quei giorni c'era anche la difficoltà legata dal fatto che i rii attorno per essere puliti erano stati svuotati e quindi non si poteva disporre di un'acqua sufficiente per poter spegnere le fiamme. Avete visto che sono intervenuti anche gli elicotteri. È stata una grande tragedia, però la Fenice, come insegna questo grande uccello mitologico, è capace di risorgere dalle proprie ceneri e così abbiamo fatto.
capace di risorgere anche dalle ceneri grazie anche alla bravura dei nostri artigiani, dei nostri maestri, di questo mondo meraviglioso che abbiamo la fortuna di avere in Italia e che forse è poco valorizzato, ma di una bravura, di una creatività che tutti ci invidiano, perché questo è. Cosa dice, dottor Eri? Dico che il teatro, sia dalla parte strutturale sia dalla parte poi operativa, è composto da una serie di professioni incredibili e vastissime. Pensiamo al trucco e parrucco, pensiamo ai calzolai, pensiamo ai macchinisti che muovono tutte le scene. Pensiamo, che nessuno lo dice mai? Nessuno lo dice mai, pensiamo agli elettricisti, pensiamo ai costumisti che devono ricostruire atmosfere le più varie e le più diverse. Noi abbiamo delle grandi professionalità e queste grandi professionalità si sono chiamate a raccolta anche, Mirella, per ricostruire questo teatro. C'è stata una gara di solidarietà perché per ottemperare a quello che era il dettame che poi era stato dato, che era com'era e dov'era. E quindi pensa, Mirella, che addirittura erano stati visionati i particolari di un film che era Senso di Luchino Visconti, i cui primi 3/4 d'ora erano stati girati all'interno del teatro, che sono stati visionati più e più volte da parte degli artigiani per ricostruire in modo fedele quello che era il teatro di un tempo. E queste grandi professionalità molto spesso ci chiedono di venire a visitare il teatro e molto spesso si commuovono davanti al lavoro che loro stessi hanno fatto. Avete capito chi siamo, ma avete capito veramente? Allora andiamo a vedere questa spiegazione, ecco, della Fenice da parte del direttore, dottor Erli. Andiamo a sentire. Allora vi piace? Allora, quello che voi vedete è un allestimento che andrà in scena questa sera. Lo dico all'attrice guardandola negli occhi, cara collega. Allora, questo è l'allestimento di Due Fosche, l'opera più veneziana di Giuseppe Verdi. E così siete arrivati nel giorno giusto, perché fra qualche ora al posto di questo allestimento ci saranno dei cantanti che canteranno. E quello del teatro lirico è un grande privilegio che hanno le persone, perché quando mai ti capita nella vita di avere 300 persone sul palcoscenico che cantano per te e che suonano per te, no? E questa è la magia di questo nostro spettacolo. Però potremmo fare in futuro una bella riflessione e magari costruire un qualcosa di interessante insieme, ma meglio non anticipare nulla. Lasciamo dopo ragionare me e la Mirella insieme. Claro, ma come mai? Allora, si parlava di questa meraviglia che è anche il mondo delle fragilità. Voi avete visto, siamo entrati per gruppi, ma quello che io voglio farvi capire è l'importanza di far vedere il bello a queste persone. Come ha detto il dottor Erri, il silenzio, l'attenzione, lo sguardo, questi occhi che ammiravano, il rispetto per l'ambiente nel quale si trovavano. Forse anche questo è valorizzazione culturale, o sbaglio, dottor Erri? Valorizzazione vuol dire entrare nelle menti dei destinatari, delle persone, di coloro che, siccome un teatro viene finanziato con fondi pubblici, sono i fondi di tutti i cittadini, non solo di quelli più ricchi o solo di quelli. Tu hai letto la Costituzione, un grande principio della Costituzione è che ciascuno partecipa ai fabbisogni dello Stato secondo le sue possibilità. Le sue possibilità vuol dire non solo possibilità economiche, ma anche diritto a partecipare a quello che è la bellezza che poi fa parte del nostro paese e dello Stato e che si traduce per tutti in una serie di servizi che devono essere pensati appunto per tutti.
E appunto qua mi ricollego a quello che ha detto il sindaco Mortandello, perché forse nel mondo del volontariato dovrebbero essere veramente valorizzate anche queste persone, perché l'obiettivo che noi abbiamo, almeno il mio e di tanti educatori, soprattutto questi giovani, è dare autonomia a queste persone, è trovare lavoro a queste persone, perché è inutile che ce la giriamo. Se noi non riusciamo a capire che moltissime di loro possono tranquillamente lavorare, possono farsi una famiglia, possono vivere in autonomia, ma dobbiamo investire su questo per fare questo, sindaco. È là che mi manca questo anello, che non si riesce a capire il valore di queste persone. Tanto è vero, e lo ripeto, sperando che un domani i giovani cambino anche il sistema, anche di valorizzare e di dare un nome a queste persone. Noi li chiamavamo mongoloidi, handicappati, diversamente abili, disabili, cioè, ma chiamarli per nome e cognome e valorizzare. Noi abbiamo le imprese che fanno ancora fatica ad assumere queste persone. Questa è la verità, i numeri sono questi. Nel momento che parlano di una persona che è diversamente agile, come la chiamo io, non viene assunta, i numeri sono questi, lo dicono i sindacati che ospite. Ecco, forse valorizzare culturalmente, ecco, la politica deve valorizzare se stessa per capire di valorizzare queste persone. Prego, sindaco. Ma uno Stato serio dovrebbe dare a tutti i cittadini, a prescindere dalle problematiche, dal colore della pelle, dal colore degli occhi e dei capelli, la politica, uno Stato serio dovrebbe dare a questi cittadini a tutti gli strumenti per poter contribuire allo sviluppo e al progresso della collettività. Ora noi abbiamo in mente uno schema sociale che forse è già passato, perché le nuove generazioni, io mi auguro, abbiano la forza per fare uno scatto evolutivo, proprio si chiama evoluzione in questo senso, perché come hai detto te Mirella, anche il fenomeno delle persone che presentano determinate problematiche nel tempo si è molto evoluto. Quindi lo Stato serio aiuta chi ha più bisogno, che deve contribuire nella uguale misura di chi è normodotato, anche se questo concetto è molto leggero, perché chi di noi può definirsi normale, normodotato? Chi di noi? Nessuno. Quindi tutti noi dobbiamo avere gli stessi strumenti per contribuire e per avere gli stessi diritti e gli stessi doveri. Ovviamente stante il fatto che c'è qualcuno che ha delle criticità maggiori e che lo Stato deve aiutare per rendere uguale agli altri. Serve uno scatto evolutivo, ma sono convinto che grazie alla politica e soprattutto grazie all'intelligenza delle nuove generazioni questa cosa si farà. C'è poi da dire che alcune scelte politiche, penso al piano di eliminazione delle barriere architettoniche, che dovrebbe essere obbligatorio dal 1986, nel nostro comune l'abbiamo fatto noi dopo quasi 40 anni di ritardo, quindi serve anche una responsabilità degli amministratori nelle scelte politiche che poi hanno ricadute positive su chi ad esempio non può deambulare con le proprie gambe ma ha bisogno di un aiuto, perché anche questa cosa, penso sempre al PEB, al piano eliminazione delle barriere architettoniche, è stata una legge giusta fatta nell'86 che fino ad oggi tantissimi comuni stanno disattendendo, causando dei disagi a delle persone. Quindi dobbiamo essere conseguenti, perché non basta l'atto amministrativo, serve anche l'azione concreta che poi questo atto amministrativo lo mette in pratica per un benessere collettivo. Vede, sindaco, io apprezzo la sua persona, la sua figura, non a caso l'ho invitata anche questa mattina, ma siamo lontani anni luce per quanto riguarda barriere architettoniche, siamo lontani anni luce per quanto riguarda strutture ricettive. Basta vedere a Belluno, in montagna, a Cortina, quanti alberghi possono fare questo. Si sono accorti adesso che forse dovrebbero investire di più, perché sono persone che spendono anche loro come gli altri, che entrano in questi posti, dovrebbero essere accolti come gli altri, ma non ci siamo proprio, tanto è vero. Ti faccio un esempio, Mirella, scusa se ti interrompo. Prego. Ad esempio nel Museo del Termalismo Antico e del Territorio, che abbiamo allestito grazie a dei fondi Arcus ministeriali, fondi delle risorse a fondo perduto, abbiamo fortemente voluto creare anche un percorso per gli ipovedenti, in modo che le persone che non vedono possano toccare questi reperti archeologici che sono stampati in 3D come se fossero degli originali.
e vivere l'esperienza di conoscere dei reperti archeologici legati alle terme antiche, non solo di Montegrotto Terme, ma di tutta Italia. L'abbiamo fortemente voluto e anche l'associazione che gestisce questo museo partecipa a dei bandi per rendere questo luogo sempre più accessibile non solo a chi è in carrozzina, ma ad esempio anche agli ipovedenti, perché ricordiamoci che le disabilità sono tantissime e spesso noi ci limitiamo solo a quelle fisiche, ma dobbiamo partire dal presupposto che ci sono anche delle disabilità che non si vedono e che vanno comunque contemplate a tutela della persona e per garantire alla persona gli stessi diritti che hanno le persone che queste disabilità non hanno. Sì, è vero, Sindaco, quello che lei dice, ma io guardo a livello nazionale, vado a livello locale, quando ci sono veramente importanti avvenimenti dovremmo trovare un paese preparato e non lo siamo. È inutile che guardiamo questo o l'altro, non siamo preparati, Sindaco, perché io queste disabilità, come dice lei, che io chiamo diversamente agili, perché questa è la parola giusta, trovo difficoltà enormi quando escono di casa, quando addirittura devono visitare dei posti che magari al telefono oppure su internet è scritto che sono accessibili, poi arrivano al posto e non sono accessibili, perché anche questo è un inganno e una truffa, ma li abbiamo avuti ospiti, l'hanno detto loro, questa fatica di trovare, ecco, la posizione che avrebbero diritto di avere, visto la fatica che fanno e visto anche quello che sono riusciti, specialmente nel mondo dello sport, portare a casa. Pensate, hanno portato a casa 19 medaglie, 19, più di normodotati, eppure stiamo ancora parlando di Paralimpiadi. Questa è la verità, Sindaco, che poi lei sia bravo e che cerchi veramente di dare il là. Ma non mi basta, questo deve essere a livello governativo, a livello nazionale, deve essere un obbligo per un albergo avere questa ricettività, o sbaglio, dottor Eri? Lei l'ha spiegato prima, noi stiamo cercando di investire proprio per questo, perché si sono accorti che c'è un mondo che ha voglia di vedere e deve essere trattato ad armi pari, nell'arrivare anche agevolmente, prego. Sono i cittadini, come dicevo, sono tutti i cittadini, quindi abbiamo investito le risorse del PNRR soprattutto su quella che è la disabilità, o meglio, su quella che è l'accessibilità fisica. Oltre a questo il sindaco però toccava un tasto importante, cioè quello di considerare altri tipi di accessibilità. Esiste l'accessibilità cognitiva, per esempio di chi ha strumenti e quindi i 5 sensi non completamente sviluppati per questioni della vita. Io penso anche all'accessibilità economica, e cioè dover garantire il servizio anche a quelle persone che non si possono permettere un biglietto normale del teatro. E in questo noi, per esempio, il pubblico giovane, no? Chi è studente all'università, alla Fenice sa che ha la possibilità di poter entrare con 10 euro entrando la mezz'ora prima di ciascun spettacolo e prende i posti che sono rimasti disponibili. Però a volte vedere queste folle di ventenni che vengono casomai con il fidanzato, con la fidanzata, che si vestono al meglio che possono, è una grande soddisfazione. Avete capito dove bisogna andare a parare? Allora, visto che il tempo vola, ma non potevo non far vedere questo bellissimo video che ci ha portato il dottor Andrea Erri, andiamo a vedere Crisma 2023. Fabio, Renata, mi sentite? Aiutanti, sono qui. Ho una bella e avventurosa missione da darvi. 3 trincee spartiti solo se supererete le musiche magiche robe. Che viaggio lunghissimo! Che sala meravigliosa! Un pianoforte gran coda! No, la nostra missione è quella di far conoscere le più belle musiche per pianoforte a 4 mani con il nostro straordinario concerto di Natale. C'è un problema. Sono spartiti gli spariti. Sono partiti li pariti. La partita è spartita. È partita
partita la zia Rita. È tornata la zia Rita. È sparita la cocorita. Sono spariti gli spariti. Sono spariti gli spartiti. No! Batti sulle mani, batti forti i piedi, batti sulle mani, La macchina, batti forti la i piedi. macchina del tempo. E quindi? È questa. No. Non abbiamo tempo. quindi? Non perdiamo tempo. Devi viaggiare nel tempo, Fabio. Io non ci voglio andare! Forse non mi hai capito, io ho un corno in mano e lo sto usando come telefono. Devi subito cercare la prima musico magica prova. Cos'è questa musica magica prova? Ma che c'hai? Che c'hai? Tchaikovsky! Ustoschi, Renatoschi. Io sono Tchaikovsky, ballerino danza russa. Tre potapom, 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 potipom, potipom, pom, bra. Qui siamo al Gran Teatro La Fenice. C'è il famosissimo concerto di Capodanno che potete seguire su Rai 1 alle 12:20 il 1° gennaio ed è il concerto di Capodanno più bello in assoluto. E cos'è che si suona e si canta? Si canta Giuseppe Verdi. Pronto? Noi siamo musicisti. Uno, due, tre, via! No, io non vengo, io non vengo, io Ti non lascio la vengo. porta! Ti lascio la porta aperta! Hey, jingle bells, jingle bells. Buon Natale! Buon Natale! L'importanza, avete visto, di coinvolgerli. Loro erano i protagonisti, erano assieme ai protagonisti i protagonisti. Avete visto come si divertivano, l'attenzione, le famiglie che partecipano. Prego, direttore. Sì, è un laboratorio che abbiamo chiamato gli aiutanti di Babbo Natale, pensato soprattutto per far capire loro effettivamente qual è l'attività natalizia musicale, le canzoni più importanti, ma anche per far capire loro cosa sono i concerti di Capodanno. Avete sentito, no? Da una parte facevano la marcia di Radetzky, dall'altra invece quello che è il brano con cui concludiamo sempre ogni concerto di Capodanno nostro, quindi il Brindisi della Traviata. Dal lunedì al venerdì l'abbiamo organizzato per le scuole, è andato in sold out nel giro di 2 ore, un'ora e mezza da quando l'abbiamo lanciato, ma poi soprattutto invece per decisione del nostro sovrintendente e direttore artistico è stato aperto alle famiglie al sabato e domenica, anche quello è andato in sold out, cioè l'obiettivo è stato mettere insieme attorno ad un qualcosa genitori e figli che molto spesso vivono per mondi paralleli. I genitori vanno al torneo di padel sabato e domenica, i figli invece sono persi all'interno di quelli che sono molto spesso di mondi virtuali, ma che li tengono lontani da quello che è il contesto fisico, no? E quindi farli dialogare insieme, farli cantare insieme, farli muovere insieme attorno ad un progetto comune. E l'obiettivo raggiunto, perché abbiamo visto e abbiamo sentito i numeri che lei ha dato. Allora, Sindaco, come ci saluta e come vuole commentare questo bellissimo incontro che abbiamo visto tra famiglie, ecco, questi artisti, bambini, l'attenzione, ecco, forse è là che dovremmo parare di più, prego. Assolutamente, io voglio ringraziarti Mirella per questa puntata e soprattutto voglio ringraziare il direttore perché con la sua azione sta dando anche tanti spunti che sto incamerando e vorrei trasmettere anche a chi gestisce i nostri musei
voglio veramente fargli i complimenti, perché la lungimiranza non si vede solo dal ritorno economico nel breve periodo, ma come ci insegna l'economia, tante volte bisogna investire e seminare per raccogliere i frutti nel medio-lungo periodo, che è quello che poi garantisce il vero successo, che, ripeto, non è mai solo economico, perché la dignità di un popolo è la vera ricchezza di una nazione. Complimenti al direttore, perché quello che sta facendo col Teatro La Fenice può essere da esempio e da stimolo non solo per gli amministratori, ma anche per altri direttori e per tante altre realtà che in Italia magari hanno bisogno di un rilancio. Quindi bisogna assolutamente favorire l'approccio delle giovani generazioni a ciò che fa cultura, e ricordiamoci anche che la cultura segue un'evoluzione, non bisogna neanche disdegnare le nuove forme culturali, quindi bisogna essere propensi da un punto di vista mentale anche ad accogliere quei modelli culturali che amano i giovani, senza far loro dimenticare che tutto il processo evolutivo parte anche da un presupposto culturale che ha delle radici in Italia molto profonde e che vanno assolutamente conosciute. Questo per fare che cosa? Per costruire il futuro, perché altrimenti corriamo anche il rischio di restare ancorati a dei modelli passati che nel mondo non esistono più, e invece dobbiamo avere il coraggio e la determinazione di innovare il passato per costruire il futuro. Tanto è vero che lei, e qua chiudo e la ringrazio, sta cercando di far capire assieme agli altri 19 sindaci l'importanza dell'accoglienza diffusa, perché lei ci crede e sa che se è fatta nel migliore dei modi, facendo anche rete, funziona. Cosa ci dice? La ringrazio di questo. Ma allora, il tema dello spostamento delle persone nel mondo, da quando esiste l'uomo le persone si spostano, quindi non stiamo affrontando nessun tipo di emergenza. Resta il fatto che uno Stato serio, degli amministratori seri, devono capire che se i fenomeni non li gestisci ti ricadono addosso e ti distruggono, come purtroppo sta avvenendo. Quindi l'accoglienza diffusa, soprattutto per quanto riguarda i migranti, che possono rappresentare anche un'opportunità in termini lavorativi, in termini culturali, che però vanno gestiti secondo le nostre regole, secondo il nostro modo di vivere, è una presa di posizione che ogni buon amministratore deve fare. Io con i miei colleghi in provincia di Padova cerco di stimolarli, ma con scarsi risultati, perché ad oggi siamo 7 comuni su 108 che hanno affrontato il fenomeno seriamente. Io l'ho affrontato sia per una questione anche di opportunità, perché nel territorio questi fenomeni vanno controllati, ma soprattutto per una questione di umanità, perché ricordiamoci che ciò che accade oggi a determinate persone domani potrebbe accadere ai nostri figli. E se un domani i miei nipoti e pronipoti dovessero spostarsi, vorrei che fossero accolti in maniera positiva e con la dignità che si garantisce anche a chi purtroppo scappa da scenari di guerra, scappa dalle violenze, e non dobbiamo fare un discrimine solo perché magari hanno la pelle un po' più scura o perché hanno un modello culturale diverso. La vera grandezza di un popolo si misura anche nella determinazione di riconoscere che i propri valori sono importanti, e quindi non c'è nessuna paura di confrontarsi anche con chi ha valori diversi. Grazie, veramente grazie al sindaco Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto Terme, secondo mandato centro-sinistra. Grazie. Direttore, come ci saluta? Vi saluto con un appuntamento al prossimo appuntamento, in cui vorrò parlarvi di un grande progetto che abbiamo in mente, che è quello degli Under 35, cioè del teatro riservato ai giovani, quindi di una stagione riservata a loro. Voglio augurare buon anno a tutti i nostri telespettatori, e tenete presente che se avete voglia di rivedere Fabio Sartori sarà in Turandot a partire dal 30 agosto prossimo, protagonista al Teatro La Fenice. Grazie, grazie ad Andrea Eri, direttore generale Teatro La Fenice di Venezia, che è stato con noi per veramente farci ammirare e rivivere delle emozioni che forse questa mattina non avremmo vissuto grazie a questa meraviglia che abbiamo, che è il Teatro La Fenice e i loro protagonisti. Grazie, grazie. Pubblicità. E due ospiti graditissimi, abbiamo in presenza il dottor Alvise Montanari, specializzando in chirurgia plastica. Scusate, buongiorno dottor Montanari.
Buongiorno. E vediamo chi abbiamo dall'altra parte, vediamo se è collegata, eccola qua la nostra Paola Viola, buongiorno. Ciao Mirella, buongiorno a tutti, sono con Francesco. Buongiorno a tutti. Ciao Francesco, allora Paola, tu non sai, non so se lo sai, però lo saprai, cosa fa oltre a questo il dottor Alvise Montanari. Allora, si presenti dottor Montanari, perché dopo dico il perché. Allora, io sono Alvise Montanari, sono specializzando al 5º anno, quindi l'ultimo anno della specialità in chirurgia plastica qui a Padova. E noi a Padova ormai da una decina d'anni che abbiamo un progetto umanitario, una missione umanitaria, al North Kinangop Catholic Hospital, che è un ospedale fondato negli anni 60 dalla diocesi di Padova e quindi è rimasta un po' questa connotazione padovana. E andiamo lì diverse volte all'anno, più o meno 5-6 missioni all'anno, specializzandi e specialisti a fare interventi di chirurgia plastica in quest'area molto molto rurale, però portando non solo i nostri interventi, diciamo, per guarire, per correggere gravi complicanze o gravi patologie, ma anche per portare conoscenza e occuparci in qualche modo della formazione del personale locale, che è una cosa fondamentale. Cosa ne pensi Paola? No, è bellissimo, solo Mirella non ho capito in che nazione però, non ho sentito. In Kenya. Siamo a North Kinangop, che è una zona vicino agli Aberders Range, tra Naivasha diciamo e gli Aberdare, è su un altopiano, una zona abbastanza rurale, in cui hanno fatto dagli anni 60 questo piccolo dispensario, che poi è cresciuto e è una sorta di praticamente ospedale villaggio, tutto all'insegna dell'autosufficienza, quindi ci sono la fattoria per il latte, per la carne, ci sono tutti i campi per il cibo, per i pazienti e per i dipendenti. Qui è una zona molto rurale, però che comunque riesce a esprimere un ottimo livello di assistenza sanitaria e di chirurgia. E oltre a noi, come chirurgia plastica, ci sono anche oculisti, urologi, ortopedici, pediatrici, generalmente dall'Italia, ma un po' da tutto il mondo, che vanno lì appunto a fare queste missioni e ad aiutare in realtà anche molto personale locale, stanziale, che sta lì, che sono specialisti di ginecologia, pediatria, medicina interna, ortopedia, e loro sono, diciamo, locali e continuano a lavorare anche mentre noi non ci siamo. Ecco, cosa ne pensi Paola? Spiega adesso invece cosa fate voi con questa associazione, prego. Allora, molto interessante perché tra l'altro Mirella noi siamo appena rientrati da circa 48 ore neanche proprio dal lago Naivasha, quindi vicino dove c'è questo ospedale, e perché tra i vari progetti che seguono Una mano per un sorriso for Children qui in Kenya c'è anche quello dello sviluppo di progetti agricoli. Noi stiamo studiando in particolare le culture locali, quindi da dove fondamentalmente vengono i nostri bambini, le famiglie, che poi alla ricerca, come ti ho raccontato già più di una volta, alla ricerca di questo progresso delle grandi città, quindi di una vita diversa, e alle volte anche proprio riprendendo quello che stava dicendo il dottore, di una sanità migliore, magari si spostano nelle grandi città, ma molto spesso quando si spostano nelle grandi città non hanno gli strumenti poi invece per essere inseriti in questi contesti e quindi vengono, tra virgolette, rigettati dalla società e finiscono a vivere nelle baraccopoli dove noi stiamo lavorando. Quindi questo giro immenso per insomma raccontarvi come alle volte l'aiuto fatto da diversi punti di vista alla fine sia sempre uno e debba anzi inglobarsi in un unico obiettivo, che è quello di aiutare le persone, insomma. Allora Francesco, in effetti noi sentiamo molti politici che dicono aiutiamoli in casa loro, sì, però bisogna aiutarli, bisogna partire, essere preparati, avere le idee chiare su quello che è l'obiettivo da raggiungere, che è migliorare la vita di queste persone, cosa che anche tu hai fatto. Da dov'è che ti è venuta questa voglia proprio di capire che forse dentro di te c'era questa umanità, questa sensibilità e dovevi anche cercare di portarla dove veramente ce n'è tanto bisogno? Prego Francesco.
Ciao a tutti, grazie mille. Ma allora, in realtà io è da sempre che avevo questo desiderio di poter dare un mio piccolo contributo, di poter aiutare queste popolazioni, di poter fare qualcosa, insomma. È una vita che sognavo di fare un'esperienza del genere. Poi è stato un po' un segnale del destino aver conosciuto Paola tramite un amico e mi ha parlato dell'associazione e quindi ho capito che era arrivato il momento. E la cosa che ho capito subito dopo è che a volte noi diamo per scontato che certi aiuti sono semplici e banali, ma in realtà quello che ho capito venendo qui e che mi ha insegnato anche Paola è che prima di poter aiutare bisogna prima conoscere bene, perché molte volte possono sembrare delle cose banali e scontate il nostro aiuto, ma in realtà va prima va prima studiato un attimo il territorio per capire davvero quali sono gli aiuti e ad esempio una delle prime cose che ho capito è che la parola carità, sfamare o dare aiuti materiali fondamentalmente non è la cosa più giusta, ma attraverso l'istruzione, attraverso lo sviluppo di progetti più ampi si può pian piano cambiare qualcosa. Questa cosa mi ha coinvolto ancora di più e mi ha dato quindi conferma di trovarmi nel posto giusto, con le persone giuste e di star facendo qualcosa che oltre ad arricchire tanto me stiamo cercando veramente di poter lasciare qualcosa a queste persone, che è la cosa più importante. Sentiamo anche il dottor Montanari da dove è partita, ecco, questo desiderio di aiutare anche chi è in grosse difficoltà, che io dico sempre ci lamentiamo noi, ma qui abbiamo i banchi solidali, i banchi alimentari, un mondo del volontariato infinito che cerca di mettere le pezze dappertutto, là non c'è, e se non arrivano questi volontari che siete anche voi e queste popolazioni cosa farebbero? Prego. No, allora io, diciamo come storia mia, vengo appunto anche io dal volontariato, perché fin dal mio primo anno, che sono andato a Padova a studiare medicina, sono entrato in Croce Rossa e lì seguivo un po' sia la parte soprattutto sanitaria, ma sono comunque un'associazione che è molto molto attiva nel sociale, anche sotto diversi aspetti, e sempre con alcune associazioni di studenti che organizzavamo la festa di medicina a Padova, e ogni anno riusciamo a fare appunto delle donazioni abbastanza cospicue di 20-30 mila euro a delle associazioni nel territorio, potevano essere la Caritas, potevano essere associazioni per il linguaggio dei sordi, diverse cose, quindi arrivo da quell'ambiente. E poi noi a Padova in realtà è proprio una cosa che viene proposta a tutti gli specializzandi, non è che sia obbligatorio, ma è consigliato, e in realtà tutti non vedono l'ora di farlo, di fare appunto almeno un mese di solito, è un mese di questa missione in Kenya. Nel mio caso, siccome il mio professore aveva visto che diciamo io potevo essere la persona giusta, insomma, più propenso a restare lì più a lungo, il prof e il direttore locale mi hanno detto ma ti andrebbe di restare anziché un mese, 6 mesi per seguire un po' meglio questi progetti, abbiamo diversi progetti, di dare un po' di continuità alle varie missioni, e io ho detto subito di sì, nel senso non ho colto la palla al balzo. E volevo ricollegarmi a quello che diceva Francesco, che effettivamente è una cosa molto importante perché si parte con le migliori intenzioni di andare a aiutare appunto persone che sappiamo, anche se non conosciamo magari bene la realtà, ma che hanno bisogno di aiuto. Però sicuramente che dal punto di vista sanitario è molto importante, e questa è una cosa importante del progetto di questo ospedale dove noi andiamo, e che deve essere un aiuto appunto non solo si va lì, si fanno gli interventi, diciamo tutti i soldi, le donazioni arrivano dai paesi occidentali, dall'America, dall'Europa, e basta. Perché se non si crea un sistema che è sufficiente e autosufficiente nella realtà, si rischia che si creino magari dei bellissimi ospedali che nel momento in cui le fondazioni non danno più soldi, non ci sono più fondi che arrivano dall'estero, da un giorno all'altro chiudono e non rimane lì niente, e soprattutto non si forma una classe medica o di infermieri o sanitaria locale. Invece questo ospedale dove andiamo è una cosa secondo me questa bellissima, che complica un po' le cose, ma è dal mio punto di vista la cosa giusta da fare. È praticamente un ospedale convenzionato che lavora interamente con il sistema sanitario del Kenya, e quindi tutte le donazioni che arrivano magari servono per dei progetti specifici, comprare una TAC, delle cose nuove, però è completamente autosufficiente, quindi se un giorno non arrivassero più soldi dall'Italia, dal resto del mondo, o anche noi smettessimo di andare, comunque è un ospedale che ha le sue gambe per camminare, funziona e forma
i medici locali, insomma, che secondo me è la cosa più importante. Complimenti dottor Montanari, non a caso ecco, assieme a Paola e Francesco questa mattina, perché andiamo a vedere proprio anche questo Smiling Center, andiamo a vedere così poi lo commentiamo. Hello, my name is Moses from grade 7. Hello, my name is Remta Spacey from grade 7. In Smiling Center we have computer classes, skating class, basketball, video making, yoga class, music class, photography class, ecology class, podcast, dance class, coding and art class. Here we are in Lakisama, Nairobi, Kenya. And this is the Smiling Center rooftop. This is Lakisama. Here you can see Gomongo. This is Dandora and it is the biggest dumping site in East Africa. And here we have the Smiling School. They are near with the Smiling Center, as you can see. Signore e signori, benvenuti nello Smiling Center. Siamo a Lakisama, nella periferia della periferia della periferia di Nairobi, Kenya. Questa è la Smiling School. E a 2 passi dalla nostra scuola, in fondo alla strada, si trova Dandora, la più grande discarica dell'Africa orientale, nella quale vivono e lavorano la maggior parte dei nostri bambini e le famiglie dei nostri bambini. Per farvi capire, qua c'è la gente che divide i rifiuti e quello là è lo Smiling Center dove c'è il giallo. Sono in totale 2,5 km quadrati e si estende sotto di noi per 100 metri e poi ha iniziato ad andare in altezza. È stata dichiarata piena nel 2006, ma poi ha continuato ad arrivare schifo, schifo, schifo e schifo. Insomma, la situazione è surreale. Cioè, guardate che roba, proprio la stratificazione dei rifiuti. Finalmente però lo Smiling Center, quello che fino a qualche anno fa era solamente un sogno, adesso è in realtà un palazzo di 2 piani dove i bambini possono venire e fare attività svariate di tutti i tipi, aperto ai più bisognosi, alla comunità. Venite che vi facciamo vedere tutto quello che c'è qua dentro, perché è veramente un posto incredibile. Un luogo sicuro, pulito, dove i bambini possono entrare e sentirsi protetti nel costruire un pochino il loro futuro. A partire per esempio dalla classe di musica. Che non è solo una classe di musica, adesso ci sarà un sacco di eco, ma è anche una palestra polifunzionale per la riabilitazione. Infatti abbiamo coperto un muro di specchi, ma soprattutto un sacco di materiali utili a fare attività di ogni genere. Per esempio si può fare yoga, momento in cui i bambini imparano a respirare, a concentrarsi, a capire un pochino meglio loro stessi. Ma soprattutto per adesso è stata utilizzata come aula musica. Luogo quindi in cui i bambini hanno sperimentato, imparato nuove canzoni, hanno scoperto delle loro potenzialità vocali e hanno anche cominciato ad approcciarsi un pochino al grande mondo della musica. Come abbiamo detto però, questo spazio è stato pensato come palestra di riabilitazione polifunzionale, soprattutto per quei casi che necessitano di una fisioterapia mirata. Quindi abbiamo entrambi i nostri bagni attrezzati per essere utilizzati anche da persone disabili. Anche solo dei bagni puliti con delle porte che si chiudono in un contesto come Korogocho, Lakisama e Ngomongo sono qualcosa di assolutamente non scontato, ma fondamentali per dare la possibilità ai nostri bambini di toccare con mano quella che sarà la loro prospettiva di vita futura. Allora, intanto Paola ti ringrazio per questi video che ci hai mandato per far capire l'importanza di quello che fate, perché la gente a casa ha bisogno di vedere, ha bisogno di capire, vuole essere intrigata. Perché arrivano le donazioni? Perché vedono quello che fai. Io dico sempre, se io vedo aiuto, ma se non vedo e non conosco non riesco a capire. Prego Paola. Microfono. Sì. Allora, sono stati 2 anni molto impegnativi, sai, questo progetto è stato una grande sfida, tantissime persone si sono unite per arrivare a questo obiettivo, doveva essere la ristrutturazione di una piccola casa che avevamo acquistato di fronte alla Smiling School, alla fine è diventato un palazzo di 2 piani e mezzo, perché come dici tu le persone ci hanno creduto, hanno visto con i loro occhi, hanno capito soprattutto il senso e l'obiettivo del progetto, che è proprio quello, questa non è una scuola ma è un centro polifunzionale per la scoperta e lo sviluppo dei talenti. Le persone attraverso i nostri video continui sui social, attraverso i nostri racconti, attraverso le fotografie delle attività che avevamo iniziato ancora prima di iniziare a costruire questo palazzo, per far capire alle persone che cosa volevamo fare, hanno capito il senso e l'obiettivo più profondo.
fondo, insomma, di questo progetto che in 2 anni è iniziato ed è terminato, come promesso a tutte le persone che ci hanno sostenuto, diventando oggi un punto di riferimento per tutta la comunità. Allora, intanto ti ringrazio per aver detto questo, Paola, perché noi, grazie proprio a questi video che tu ci portavi, alla nascita, alla crescita di questa struttura meravigliosa, ecco, siamo riusciti a capire l'importanza di aiutare. Ma quello che io volevo far capire questa mattina assieme a te, perché Paola mi è vicina quando io ho qualche idea, e cerco di far capire alle associazioni che bisogna mettersi in rete, bisogna fare squadra, bisogna conoscerci tra di noi, chi fa cosa, creare delle attività assieme, perché poi diventa un bene comune. Tu fai parte della comunità e questa comunità può aiutare molto se fa squadra, se capisce, però tu devi andare anche nella realtà dove tu vivi, che è la tua città, che è il tuo territorio, è là che devi seminare per raccogliere e far sì che qualcuno riesca a capire, specialmente il mondo dei giovani, l'importanza di fare volontariato anche in paesi molto lontani, ma bisogna che qualcuno te lo insegni, che tu veda, che tu diventi protagonista. E come fai a diventare protagonista? Aderendo a certe manifestazioni, conoscendole. Prego, dottor Montanari, cosa dice? No, sono d'accordo, infatti io forse prima non avevo citato, ma anche noi appunto a Padova, l'associazione che ci permette appunto di fare queste missioni in Kenya è un'associazione che si chiama Help for Life, che è una branca nata da Padova Ospitale, fondata dal dottor Chiarelli, che è un chirurgo plastico adesso in pensione, ma ancora molto molto attivo nel sociale, ed effettivamente è un'associazione ben strutturata con una segreteria che ci permette, appunto, ci dà una mano e che è molto attiva sia nella raccolta dei fondi, sia appunto di far vedere ai vari finanziatori, a varie compagnie appunto che possono dare delle donazioni, tutta l'attività che si fa lì e diciamo la bontà del progetto, anche perché lì, bisogna dirlo, che senza di quello non si riuscirebbe a fare niente, quindi questa è una cosa molto, molto importante. Anch'io nel mio piccolo, io non è che sia un grande influencer, ok, però anch'io mentre stavo lì cercavo comunque nei social, diciamo, di far vedere un po' quello che facevo. Mi hanno contattato, appunto, grazie a magari qualche post di giornalisti per comunicare un po' la mia esperienza. E sì, e questo non per ovviamente vanagloria, ma penso sia molto importante, sì, per far vedere la bontà e far anche capire un po' com'è la realtà effettivamente in questi paesi, perché nonostante io sia uno curioso del mondo, eccetera, effettivamente in Kenya avevo trovato una realtà diversa magari da quella che mi aspettavo. Uno si aspetta, vado in Kenya. Vediamo anche le immagini intanto che ha portato il dottor Montanari, che vediamo anche queste immagini, anzi con audio vediamo e poi commentiamo, andiamo a vedere. This is an apical amputation of a finger with a chainsaw, I remember. This is another one. This is really useful. Commentiamo, anche se c'è un po' di audio, prego. Avete visto appunto le lezioni che noi facciamo, è una cosa proprio che ci teniamo, il nostro prof ci tiene molto, anche a noi specializzandi, di condividere delle lezioni, delle conoscenze col personale locale, che è veramente una cosa fondamentale questa. E devo dire che danno una soddisfazione incredibile, perché sono super ricettivi a tutte le nostre lezioni, alle novità. Ho avuto modo anche di conoscere colleghi specializzandi all'università al Kenyatta Hospital a Nairobi, e erano tutti super informati, seguivano i webinar online, e veramente queste nostre lezioni ci danno un sacco di soddisfazione. Qui vedete appunto che ho imparato anche a mungere, perché appunto questa è una realtà, un villaggio praticamente autosufficiente, in cui si produce praticamente tutto all'interno di questo villaggio, in cui Don Sandro, che è il direttore, è praticamente il sindaco di questo piccolo villaggio di 400 persone. E
È una bella esperienza anche dal punto di vista... Sì. Anche perché bisogna, io te lo dico sempre anche al Banco Solidale o a Villa Margherita o agli orti sociali, chi si impegna in questo deve fare tutto, cioè non è che deve avvicinarsi a qualsiasi cosa e saperla almeno all'inizio fare qualcosa, perché è molto importante, perché è una sinergia che è utilissima. Cosa dici Paola? Ecco, hai piacere di aver conosciuto il dottor Montanari? Sì, assolutamente, molto interessante, anzi quando sarà in Kenya la prossima volta, se vorrà venire a trovarci, ci piacerebbe fargli vedere anche la nostra struttura e un po' l'organizzazione del lavoro che abbiamo fatto qui. Tra l'altro da circa 3 mesi all'interno proprio dello Smiling Center è stata attivata quella che ti parlavo all'epoca, una possibilità che invece si è realizzata, quindi una clinica riabilitativa per i bambini con disabilità gravi all'interno della baraccopoli. Qui i bambini riescono ad arrivare a piedi con le loro mamme e vengono accolti e a fare fisioterapia settimanalmente, ovviamente totalmente in modo assolutamente gratuito. Un progetto possibile anche grazie a Nema Hospital, che è l'ospedale più vicino a noi qui, che ci ha offerto un supporto per garantire questo progetto. E quindi anche questa è una chiave, la chiave è quella di portare l'aiuto dalle persone. Una delle difficoltà più grandi proprio qui è l'accessibilità ai servizi, quindi come nelle zone rurali, anche qui nelle baraccopoli le persone non hanno la possibilità oggettiva di arrivare fino all'aiuto. Portare l'aiuto all'interno del bisogno è sicuramente una chiave molto importante. Andiamo a vedere anche lo Smiling Center, proprio la seconda parte. Andiamo a vedere. Ma continuiamo qua sempre per l'aspetto riabilitazione, abbiamo una stanza che sarà adibita a clinica per il deposito dei materiali. Di qua c'è la reception con il nostro super Isaac. Ciao Isaac. Ciao. E Dulcis in fondo, questo trittico col presidente del Kenya, la nostra presidente Paola Viola e il governatore di Nairobi. Paola, cosa ne pensi di questo Smiling Center? È veramente un sogno diventato realtà, ma forse anche più di un sogno. In questo momento per me rappresenta il mio ideale, la mia idea, che si può sognare, si deve sognare per migliorare prima di tutto la propria vita e quella delle persone che ami e che ti stanno vicino. Io penso che sia anche per tutti i volontari che sono venuti quest'anno. Ognuno penso che abbia visto in questo centro, in queste stanze, una possibilità per se stesso di cambiare. Quindi questo centro che è stato pensato sì per i ragazzi degli Islam, in realtà è stato pensato per tutti i sognatori, per tutte le persone che dentro il loro cuore ancora sono in grado di sognare. E io l'ho fatto per tutta la vita, ho sognato e continuo a sognare ogni giorno di imparare, di fare cose nuove, quindi sono felice di poter contagiare, aver contagiato altre persone. E adesso hai anche un quadro. E adesso ho anche un quadro. Scritto sbagliato, ma dettagli. Dettagli. Visitor book per tutte le visite e tutto il sistema di videosorveglianza, ovviamente è fondamentale in un contesto del genere avere sicurezza, motivo per il quale c'è il buon Isaac e motivo per il quale qua dietro c'è sostanzialmente una piccola abitazione per quello che è il guardiano del centro. Uscendo dalla nostra reception, la prima aula che si incontra è l'aula di informatica, una delle parti più importanti della nostra scuola. Un ringraziamento speciale va subito a B-Children, che ha supportato a fondo il progetto e la costruzione dell'aula di informatica. Prima di farvi vedere l'aula in sé ci teniamo tantissimo a tutto l'incastro di armadi che permettono di tenere al loro interno la maggior parte dei materiali che utilizziamo durante le nostre attività. Una piccola libreria che piano piano diventerà sempre più folta, ma soprattutto l'aula in sé. Ogni aula ha dei banchi disegnati su misura per far sì che ogni bambino possa avere la propria postazione e 2 gigantesche lavagne per poter proiettare il computer del professore e scrivere sopra tutte le informazioni durante la lezione. Appunto, proiettore fondamentale sempre indicante la lavagna e degli armadi in ferro decisamente più sicuri per contenere tutte quelle attrezzature un po' più preziose. Per esempio nell'armadio Technology abbiamo tutti i nostri computer, i mouse e insomma l'attrezzatura informatica. In questi mesi i volontari hanno già portato avanti i primi corsi di informatica con i bambini, parlando di Word, di Excel, di coding, insegnando a questi ragazzi che vengono dalle baraccopoli a usare un computer, dall'accensione al compilare un foglio Excel, e in più formando degli insegnanti locali che possono portare avanti i corsi anche quando non ci sono i volontari, proprio per far diventare questo centro una vera e propria scuola di informatica.
Allora, dottor Montanari, come commenta queste bellissime immagini che abbiamo visto? È meraviglioso, è veramente un gran bel lavoro, devo fare i complimenti assolutamente, anche perché so che non è, a volte anche con la burocrazia del Kenya, la politica, permessi, cose, sicuramente non è stato un lavoro semplice, quindi veramente Paola, complimentissimi. E tra l'altro è un invito che io colgo volentieri a visitarvi, perché a marzo sarò giù con i miei professori di Padova, con Bassetto e Vindigni, per un mesetto appunto facciamo un master nel nostro ospedale per gli infermieri, però verremo sicuramente anche attorno a Nairobi e quindi magari dopo prendo i contatti, è un invito che accetto molto volentieri, assolutamente. Francesco, quello che colpisce è capire soprattutto l'importanza di quello che fate, dove vi rivolgete a questi bambini, a questi ragazzi che apprendono in maniera incredibile e velocemente, perché sono curiosi, vogliono capire, vogliono sapere, vogliono imparare, e questa voglia che hanno fa sì che loro apprendano in maniera molto veloce, ed è una cosa molto importante questa. Prego Francesco. Assolutamente sì, confermo. Posso fare subito un esempio. Quando sono venuto qui per la prima volta l'anno scorso, Paola mi aveva chiesto di preparare una lezioncina sull'ecologia e un po' su quella che è la mia vita. Insomma, io ho a che fare molto con il mare, quindi mi ha detto parla un po' del mare a questi bambini, forse qualcuno di loro neanche sa cos'è. E allora ho preparato una lezione molto semplice, proprio elementare, con 3 slide, e invece quella lezione è diventata una vera e propria lezione di ecologia per adulti, perché appunto le domande che mi sono state poste da questi bambini mi hanno decisamente sorpreso, e quindi la mini lezioncina di ecologia molto elementare è diventata una vera e propria lezione in cui si è parlato di multinazionali, di raccolta di apporti di plastica, metodi per riciclare la spazzatura evoluti, domande di ogni tipo, siamo passati a parlare anche un po' di biologia, cioè questo mi ha sorpreso molto. E appunto, riallacciandomi alla tua domanda, sì, questi bambini, pur vivendo in questa realtà e conoscendo ben poco della realtà che c'è fuori, hanno una curiosità, una voglia di apprendere, un talento innato nel cercare di conoscere, sono affascinati da tutto, e questo li porta quasi, mi viene da dire, ad avere una marcia in più e a essere estremamente curiosi e affamati di vita, di conoscenza, e si affascinano di tutto. Questa è una delle cose che più mi ha sorpreso la prima volta che sono venuto qui l'anno scorso. Ti ringrazio di quello che hai detto, per far capire l'importanza anche a voi a casa, che capite di non vedere il diverso con degli occhi che non sono i vostri occhi. I vostri occhi dovrebbero essere questi che guardano queste cose, perché ricordatevi che tutti siamo nati là, cioè forse qualcuno se lo dimentica, ma è la nostra casa, la vita è nata là, anche la nostra vita, o sbaglio, dottor Montanari? No, forse qualcuno non riesce a ricordare. No, è vero, come genere umano, diciamo, effettivamente veniamo dalle zone del Kenya, dell'Etiopia, dalla Rift Valley, sì, lì è dove tutto è cominciato. Avete capito? No, sentito, avete ascoltato bene quello che ha detto il dottor Montanari. Ecco, però, dottor Montanari, la fatica di reperire giovani, ecco, Paola diceva, specialmente a Treviso si fa questa fatica, una delle tante città, eppure abbiamo questo mondo del volontariato che sbandierano come un fiore all'occhiello, cosa che non è assolutamente così, perché se poi trovo l'anziano che muore dentro casa perché non arrivo, perché nessuno mi dà il nome e cognome, oppure non riesco ad aiutare quel ragazzino perché non conosco, perché c'è la privacy, perché i servizi sociali non funzionano, che devono essere cambiati. Perché però bisogna anche capire che bisogna rivolgersi a loro. Come intrigarli secondo lei, dottore? Perché io vedo che dove riesce bene la Chiesa, non c'è niente da fare. Dove c'è un parroco, un prete, una suora che veramente coinvolgono, i ragazzi si coinvolgono. Avete sentito anche alla mensa di Padova, hanno chiesto chi voleva fare il volontariato in questi giorni di festa e i giovani si sono presentati. Allora non diciamo che non ci sono, è che forse dobbiamo intrigarli in qualche maniera. Prego. Sì, su questo sono d'accordo. Ora, infatti questo non l'avevo detto prima, appunto, come volontariato, prima di essere in Croce Rossa, anche io vengo dal mondo cattolico, perché sì, è vero, questo è
una cosa sicuramente vera, i giovani non è... Allora, un po', e questa è una grossa differenza col Kenya, che effettivamente anche noi stiamo un po' vivendo questo piccolo inverno demografico, che è una cosa che soprattutto si fa il confronto col Kenya, in cui mediamente le coppie hanno, penso, 5-6 figli, se la natalità media, l'età media è di 19 anni più o meno in Kenya, quindi è proprio una cosa completamente diversa. E sì, qui intrigare i giovani non è facile anche perché secondo me i costumi sono un po' cambiati. Io assolutamente non voglio farne una colpa ai social, internet, eccetera, però sicuramente si vive anche un po' di meno la collettività rispetto a come era una volta. È un dato di fatto, secondo me, che la nostra società è diventata un po' più individualista e quindi effettivamente se non ci sono momenti che possono essere o la Chiesa, assolutamente, perché è innegabile che l'associazionismo anche a base religiosa sia fondamentale, che sia Azione Cattolica, che siano gli scout, ma a me ha dato tantissimo questo. Ci sono anche altre realtà, come può essere la Croce Rossa, come può essere, però è vero sì che siamo diventati più individualisti, è difficile. Poi io vedo che quando uno entra in contatto con queste realtà, io l'esempio della Croce Rossa, diventa veramente una seconda famiglia e diventano poi super attivi anche i giovani, molto molto giovani in queste attività qui. Secondo me sì, la risposta è trovare qualche associazione, diciamo, collettiva, che però non è una cosa semplice in effetti. Paola, forse non pensi che anche la scuola, oltre a fargli vedere la Tour Eiffel, dovrebbe portarli di più a vivere questo mondo che magari loro non conoscono, non sanno, è perché è là che parte il tutto. Loro vogliono toccare con mano, vogliono diventare protagonisti, basta vedere i gesti che fanno, delle volte anche molto criticabili, però ultimamente non hanno nessuna voce se non quella, perché nessuno li ascolta. Cos'è che offriamo loro in cambio? Perché si ubriacano così tanto? Perché si drogano così tanto? Perché si suicidano così in tanti? Perché stanno annoiandosi, perché nessuno li ascolta. Veramente i bisogni che loro hanno, e quasi sempre è l'ambiente, è questo grido di aiuto perché vorrebbero un ambiente migliore. O sbaglio, Paola? Cosa ne pensi? Sì, sicuramente arrivare fino ai giovani è una cosa essenziale, come per esempio sai Mirella, noi abbiamo iniziato da tanti anni ormai un progetto di educazione alla pace e alla cittadinanza globale, dove quando possibile, perché comunque anche noi lavoriamo, quindi quando è possibile ci spostiamo e facciamo delle conferenze interattive nelle scuole parlando di diritti umani, ma non solo, parlando di diritti umani e di che cosa possiamo fare noi nel nostro piccolo per difendere i diritti umani altrui e anche i nostri. Una questione che per esempio in questi giorni inizieremo delle nuove lezioni qui allo Smiling Center con un ragazzo che ha un percorso pazzesco appunto nei diritti umani. La sfida che gli ho lanciato è ok, parliamo con questi bambini di diritti umani, ma cerchiamo di capire, rovesciare insomma un po' questo modo di parlare di diritti umani, quindi capire se le persone di cui i diritti vengono calpestati ogni giorno conoscono i loro diritti, ok? Come per esempio la stessa cosa si può dire dei nostri ragazzi, il diritto di essere ascoltato, il diritto di essere protetto, cioè in realtà parlare di diritti umani oggi è veramente un discorso molto ampio che può essere riconducibile tranquillamente alla nostra società, perché purtroppo anche i diritti nostri, dei nostri ragazzi vengono violati. Questa è la verità. Allora andiamo a vedere anche un altro servizio, sempre del Smiling Center, e poi sentiamo. Ma andiamo avanti risparmiando corrente e arriviamo di nuovo a dei bagni. Sembra una cosa insistente, ma avere tanti bagni è fondamentale, perché una regola importante di questo centro è che tutti i bambini quando entrano si tolgono le scarpe e si lavano le mani. La maggior parte dei nostri bambini vive in delle piccole baracche dove non c'è un bagno, quindi anche solo avere una toilette privata è un grandissimo passo avanti anche dal punto dell'igiene personale. Piccolo ripostiglio sempre più basso e giardinetto con piccolo orto annesso, dove nel programma di ecologia che abbiamo fatto partire con i ragazzi abbiamo piantato i pomodori che stanno incredibilmente crescendo. Guardate che belli. Si sale piano piano al primo piano. Ovviamente tutto è stato pensato nella massima sicurezza per far sì che ci sia la possibilità di imparare e soprattutto di stare in questo posto sentendosi al sicuro. Quindi grate in ferro dappertutto. Arrivati al primo piano
entriamo abbiamo tutta la parte dedicata alla guest house dei volontari. Infatti questo luogo non solo è un centro polifunzionale per i nostri bambini e ragazzi, ma è anche la nostra Smiling House, ovvero il posto in cui tutti i volontari che vengono qua in missione potranno dormire, mangiare, insomma sentirsi al sicuro al 100% a 2 passi dalla scuola. Di qua abbiamo indovinato un po' altri bagni, proprio perché è fondamentale avere bagni ovunque, visto che non ce ne sono in una baraccopoli, e la classe di arte, che in realtà è una classe polifunzionale adattabile un po' a tutte le varie esigenze. Accendiamo la luce. Anche qua banchi solidi, sedie bellissime, prese di corrente praticamente ovunque, quindi volendo si può usare anche questa come aula di informatica. C'è la possibilità di mettere il proiettore, lavagne gigantesche dove si può proiettare, dove si può disegnare, dove si può fare qualsiasi cosa, e un sacco di materiale per l'arte, penne, pennarelli, fogli per disegnare, fare, tagliare, lavoretti, progetti. Qua sono stati fatti corsi di arte, di fotografia, di videomaking, di ecologia, di lettura, insomma un sacco di roba. Ma soprattutto sono stati utilizzati per la prima volta i Lego. Sembra assolutamente scontato, ma la maggior parte dei nostri bambini non hanno mai visto dei Lego nella loro vita. Quindi anche solo dargli la possibilità di scrivere Smiling Center su una piattaforma bianca è uno di quei piccoli passi che si fa per costruire quello in cui noi crediamo di più, ovvero il mantenimento fondamentale dei diritti dell'infanzia attraverso il gioco e la sperimentazione. Spegniamo la luce sempre per risparmiare corrente e saliamo in uno dei miei spazi preferiti, perché invece che usare un tetto come un normale tetto ci siamo detti: perché non rendere anche quello uno spazio funzionale? Quindi, passando dal grande muro dei ricordi e delle fotografie, arriviamo finalmente al rooftop dello Smiling Center. Rooftop che garantisce, oltre alla massima sicurezza dalle grate, anche una vista molto precisa e dettagliata della discarica. Infatti è importante ricordare ancora una volta che questo centro si trova veramente a 2 passi dalla discarica in cui le nostre famiglie vivono e lavorano. Quelle che vedete verdi non sono colline, ma sono montagne di rifiuti un po' colonizzate dalla natura, e tutte quelle lì sono appunto delle baracche di persone che lavorano e vivono all'interno della discarica di Dandora. Mentre dall'altro lato possiamo vedere Corogocio, e se ci impegniamo bene riusciamo a scorgere anche la nostra scuola di Ingomongo. Ma oltre alla vista panoramica è uno spazio piatto, pulito e sicuro dove i bambini possono giocare. Abbiamo fatto svariate attività, dai corsi di skateboard, dai corsi di yoga, a ovviamente i corsi di basket con questo fantastico canestro sul tetto. È entrata, È entrata veramente. E in più qua sopra abbiamo fatto anche il mega party di inaugurazione, una storia incredibile, c'erano tutti i rappresentanti istituzionali, è stato veramente fighissimo. Quindi centro inaugurato ufficialmente, funzionante. Abbiamo cantato, abbiamo ballato, abbiamo tagliato il nastro. Insomma, abbiamo fatto tutte quelle attività che servono a dire ufficialmente che lo Smiling Center esiste. Un ringraziamento speciale a tutte le persone che hanno creduto in questo Smiling Center fin dall'inizio. Tutti i sostenitori, tutti i volontari che hanno lavorato duramente in questi mesi. Ma soprattutto ricordiamoci che questo qui, anche se è così bello, non è il punto d'arrivo, ma è solo l'inizio. Il centro va mantenuto, c'è ancora un sacco di strada da fare per riuscire a continuare a fare tutte le attività che vi abbiamo ricordato e ancora di più. Soprattutto per costruire mattoncino per mattoncino quello che è il futuro dei nostri bambini. Quindi vi aspettiamo qui, forse è il momento di salutare. Ciao! Ciao, a presto! Come on, ready! And the world will be as one. Beh, devo farvi proprio i complimenti, Francesco e veramente Paola, perché abbiamo visto delle cose fondamentali: il rispetto della persona, il valore della persona. Dottor Montanari, come commenta? No, cosa beh, vuole dire? Anche io rifaccio i complimenti, siete stati pazzeschi. Poi, secondo me, anche in questo video proprio avete centrato i 3 punti fondamentali, secondo me, di queste realtà, soprattutto nelle grandi città dell'Africa e del Kenya, e che appunto riuscire a dare a questi bambini la sicurezza, perché magari noi dove siamo noi in questo altipiano, una zona anche più un piccolo paradiso, nel senso è una realtà più semplice, una realtà contadina molto sicura da quel punto di vista. Però le grandi città è molto diverso, perché ma come anche qui, nel senso, nelle grandi periferie, quindi appunto la sicurezza che riuscite a dare a questi bambini, e che hanno appunto un momento anche finché stanno là di sentirsi proprio sicuri in un ambiente protetto.
Il secondo punto che ti hai sottolineato molto bene dell'igiene, perché anche quello nelle grandi città, in questi slum, ci sono delle situazioni a volte che noi non possiamo nemmeno immaginare, e c'è un'altra grande slum, Kibera, che ero andato a visitare, che penso ci siano quasi 1 milione di persone dentro e non ci sono bagni. Hanno costruito 8 bagni collettivi, ma che sono comunque 8 bagni grandi, ma per 1 milione di persone quasi, quindi non ci si rende conto anche dell'importanza di dare a questi bambini per quel momento la possibilità di avere dei bagni puliti, un'igiene accurata. E l'ultimo fondamentale, che ti hai sottolineato molto bene, lo stimolare questi bambini col gioco, e appunto qui Lego, con queste cose, che anche lì dà il momento sia di spensieratezza, ma anche di crescita, di stimolo, e che è una cosa secondo me impagabile e che avete veramente fatto e sottolineato molto molto bene nel video, quindi complimenti. Paola, come commenti? Non lo so, guarda, posso dirti solo una cosa, che ogni volta che rivedo questi video, come quando sono tornata qui dopo 3 mesi che avevo lasciato questa struttura, sinceramente non so neanche come abbiamo fatto, devo dire la verità. Cioè, è stato veramente un lavoro assurdo, dove tantissime persone hanno dedicato anima e corpo, tempo, risorse di ogni genere. No, è una storia incredibile, Mirella, questa è veramente una storia incredibile, e la fortuna è stata l'incontro tra persone che credono in determinati valori in maniera talmente profonda da veramente mettere in gioco anche la propria vita, perché tu sai, ti ho raccontato varie volte anche la fortuna di aver conosciuto questi ragazzi come Pietro, che è nel video, Jacopo, che è nel video, Francesco, che è qui con me, che hanno questo talento della comunicazione, quindi di poter parlare a tante persone e raccontare queste storie, ma era comunque un rischio, un grosso rischio che ci siamo presi, perché potevamo anche fallire. Vedi Paola, quello che io ho apprezzato dal primo momento che ti ho conosciuta è la tua determinazione, perché tu ci credi e ci credevi talmente tanto nel raggiungere questo obiettivo che ha fatto sì che altre persone che ti conoscevano strada facendo, ecco, riuscissero a capire la tua determinazione, che era quella di centrare l'obiettivo. E siccome tu sei molto acuta nel capire e vedere chi hai attorno, hai potuto anche scegliere, perché mi ricordo Tara Gandhi, che ho avuto la fortuna di conoscere, mi ha detto e mi ha insegnato una cosa importantissima, che unisce il mondo del volontariato, i volontari che ci credono, il filo di Arianna, che prima o poi tutti si incontreranno, quelli bravi, quelli veri, quelli che ci credono e faranno squadra. Quello che sta succedendo anche questa mattina, che ha incontrato il dottor Montanari, il dottor Montanari ha incontrato voi. Io non lo sapevo di questo, l'avevo invitato per tutta un'altra cosa, perché ero curiosa di sapere quanti maschi arrivano alla chirurgia plastica, magari fare meno femminicidi e più curarsi, magari non sarebbe male, e invece guarda di cosa mi sono trovata a parlare, ne sono orgogliosa e ti sono grata per questo con i video, perché per fare squadra, più sinergie, più conoscenze, e anzi vi telefonerò perché ho in mente di portarvi su un posto, visto se sei quasi tornata, e anche al dottor Montanari, perché mi è venuta un'idea, voglio farvi vedere una cosa da portare eventualmente in questi posti. Non te la dico, ma ci sentiremo. Allora, come ci saluti Paola e cosa vuoi dire? Niente, io vorrei lasciare la parola un attimo a Francesco invece, che può raccontare in 2 minuti che cosa succederà tra qualche giorno qui, perché forse non c'è il tempo per far vedere il video che riguarda il suo progetto specifico, però ci tengo che lui racconti anche questa cosa. Però io lo farò vedere, perché vi inviterò ancora, perché noi siamo curiosi, vogliamo essere coinvolti, perciò intanto Francesco spiega la voce, poi lo vedremo assieme. Sì, cercherò di spiegarlo in 2 minuti. Praticamente l'anno scorso sono venuto qui per cercare di parlare del mare ai ragazzi. Abbiamo improvvisato un corso di apnea e di nuoto teatrali, perché ovviamente qui non c'è il mare, e loro hanno prima immaginato di essere in acqua e di nuotare, poi abbiamo fatto la sorpresa di portarli in piscina. Le immagini che state vedendo sono appunto della prima volta che hanno visto una piscina e che ci hanno nuotato e ci hanno giocato dentro. Quest'anno invece
li porteremo al mare. I bambini vedranno per la prima volta il mare, qualcuno appunto non sa neanche cosa sia, e li porteremo a Mombasa, dove insieme ad altri volontari porteremo una quarantina, una cinquantina di bambini, 4 giorni, gli faremo prendere per la prima volta il treno da Nairobi a Mombasa e li porteremo in spiaggia e al mare a giocare, a divertirsi, a conoscere questa nuova realtà. Quindi sono stato brevissimo perché non sapevo quanto tempo avessi. Allora Francesco, tienti pronto che ci risentiremo per vedere queste immagini bellissime che fanno capire l'importanza di conoscere e di capire che tutti quanti possiamo aiutare, anche stando a casa. Prego, dottor Montanari, però mi deve dire anche i numeri dei ragazzi, dei maschi che si avvicinano a questa chirurgia plastica, che alle volte, guardate che non è una frivolezza, perché stare bene mentalmente, psicologicamente, perché magari ti vedi brutto, ti vedi qualcosa che non va nel tuo viso, è molto importante. Prego, dottor Montanari. Sì. Allora, secondo me, appunto, la figura maschile è sempre stata forse un po' fortunata rispetto a quella femminile, nel senso che è sempre stato concesso un invecchiamento un po' più, anche con le rughe, anche un po' per quest'area un po' di saggezza, anche se ci sono i capelli bianchi, non è un problema. Però nella società, diciamo, moderna, per il gusto attuale, noi vediamo sempre più uomini che si rivolgono alla chirurgia plastica, alla chirurgia estetica in questo caso, per varie procedure, che può essere il ringiovanimento del volto, il ringiovanimento dello sguardo con le blefaroplastiche, con il botox, fino anche magari quelli un po' più che ci tengono ad avere un fisico prestante, al modellamento, alla scultura, diciamo, del corpo con la liposuzione mirata, quindi andando a prendere in maniera mirata il grasso per fare magari risaltare gli addominali o la struttura muscolare. Però appunto da questo punto di vista io devo dire, siccome anche la nostra società italiana rispetto a altri stati ha sempre avuto un po' di stigma verso le procedure estetiche, se pensiamo ad altre realtà come il Sud America o come l'America o anche alcuni paesi asiatici. E secondo me questa è una buona cosa, che comunque anche un uomo che magari non si sente di avere effettivamente un viso, delle caratteristiche che non lo rappresentano e lo fanno stare psicologicamente male, è giusto, è perfettamente lecito e anzi una cosa buona che possa rivolgersi senza il timore di essere giudicato ad un chirurgo plastico per essere aiutato in questi problemi. Allora, ci sono dei costi. Alcune patologie, se è una chirurgia plastica funzionale, io facevo l'esempio della blefaroplastica, che vuol dire rimuovere l'acuto in eccesso dalle palpebre, e se c'è un acuto in eccesso con l'età che effettivamente impedisce lo sguardo, quindi rende più difficile la vista, in quel caso il sistema sanitario, ci deve essere anche la visita di un oculista, eccetera, ma lo paga, lo copre. Avete capito? Nessuno lo dice, questa mattina l'abbiamo sentito. Ci sono molte, appunto noi siamo chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva. Anche la parte estetica però a volte non è solo estetica pura fine a se stessa, ma è un'estetica funzionale, quindi per fare funzionare meglio il nostro corpo, il nostro organismo. Quindi in alcuni casi comunque il nostro sistema sanitario paga queste cure, in altri casi se la finalità è estetica, non c'è un deficit funzionale, no. Però devo dire che comunque più gente si rivolge con, diciamo, la crescita dei numeri della chirurgia plastica, per contro c'è più richiesta, c'è anche più offerta, quindi si abbassano forse anche. Dottor Montanari, si può parlare anche di chirurgia convenzionata a questo punto? E allora, SNI, nel senso, la chirurgia comunque estetica, puramente estetica, non viene coperta dal sistema sanitario. Molti altri interventi, invece, che sono... cioè è convenzionata, ma si fanno proprio anche nel nostro centro universitario, alcuni interventi che oggettivamente sono di estetica. Ad esempio abbiamo una grandissima attività con la chirurgia post-bariatrica, che vuol dire le persone obese che fanno un intervento di riduzione dello stomaco, perdono metà del loro peso e si trovano con molto acute in eccesso. Noi quindi andiamo a togliere questa acute, è un percorso integrato nel sistema sanitario. Perché? Perché c'è sia un fatto estetico e psicologico, perché hanno, diciamo, tutta questa acute in eccesso che ovviamente non è piacevole, è disarmonica, ma in più togliendola migliora anche l'attività fisica, l'espletamento delle funzioni, delle attività quotidiane, e questo è perfettamente pagato dal sistema sanitario. Ovviamente nel sistema sanitario le liste d'attesa sono lunghe, quindi sono interventi per cui è normale aspettare un anno, anche un anno e mezzo, 2 anni,
però si paga il ticket, sono interamente pagate coperte dal Sistema Sanitario Nazionale. Avete sentito quante cose abbiamo imparato anche questa mattina? Io dico sempre siamo a scuola con i miei ospiti e noi tutte le mattine impariamo qualcosa. Grazie al dottor Alvise Montanari, specializzando in chirurgia plastica e non solo, anche un grande volontario, grazie veramente. Grazie veramente a Paola Viola assieme a Francesco che ci hanno allietato con queste immagini, con questi sorrisi. Ma avete visto quanto sorridono questi bambini? Quanto si divertono, quanto cantano, e avete visto dove sono? Se non ci fossero dovremmo inventarli, Paolo e Francesco. Grazie ragazzi, veramente grazie. Pubblicità. Grazie. Chip sotto pelle, così pago con la mano. Ma cosa sta succedendo, direte voi? Questa mattina vi faremo vedere cosa si può pagare con la mano, ma non con la mano nella solita maniera, in un'altra maniera. E saluto il mio ospite Gianni Donadel, cybernonno, con 4 microchip sotto pelle. Allora intanto grazie Donadel di essere qui per spiegare come la tecnologia va avanti, ma abbinata anche alla passione, perché questa è anche passione di questo uomo, che ha deciso che a un certo momento di partire e di provare qualcosa di nuovo. Allora, cominciamo dall'inizio. Come è nata questa idea del microchip sotto pelle? Passione per la tecnologia, perché sono un tecnico. Da 45 anni quest'anno sono un programmatore. È cominciata nel 2016, quando mi hanno proposto di inserire questo piccolo microchip dentro un'ampolla di vetro. C'è un'antenna che avvolge il cuore del microchip e si installa con queste siringhe a Milano. Sono andato a farlo, in pratica viene pizzicata la pelle, viene inserita, non serve anestesia, è poco più di una pizzicata, una goccia di sangue e il risultato poi è questo qui è il primo che si vede, quello con cui ci giocano i miei nipoti Giorgio Leone e Alida Maria, perché toccano il bottone magico e lo può toccare anche lei qua, lo sente. Questo è molto evidente qua, superficiale. Questo qui è un NFC, tecnicamente posso memorizzarci dei dati, ci avevo messo dentro anche il Green Pass, lo uso per sbloccare la password, secondo fattore. Cioè lei appoggia la mano? Sul telefono, in questo caso lo avvicino, lui riconosce che è la mia mano, manda il segnale e mi libera la password. E invece nel 2017, l'anno successivo, ne ho installati altri 2 e la tecnologia di questi è la stessa che si usa per aprire le porte, i badge, le tesserine bianche. Dentro c'è lo stesso sistema, in pratica un'antenna, dentro c'è un'antenna, anche se qui è di forma diversa, con i chip all'interno, che avvicinandolo al lettore rileva il contenuto. Tecnicamente non hanno batteria, fortunatamente, perché altrimenti dovrei anche sostituirla. Il lettore a cui vengono avvicinati, che emette un campo elettromagnetico, entra attraverso l'antenna, preleva il codice che c'è dentro e lo ritorna esattamente come si fa con i badge, con la differenza che il badge devo averlo in tasca, anzi ne ho forse anche uno. Questi qui, questo qui, devo appunto averlo sempre con me, mentre appunto la mano me la porto sempre appresso senza problemi. Invece di mettere gli anelli, lei ha pensato di mettere i microchip. Sì, la tecnologia sarebbe gli anelli wearable, sarebbe la stessa cosa, ma l'anello lo si può togliere nel caso della carta di credito, che invece ho qui nella mano destra, e qui si vede bene da questa lastra, è questo chip qui. La funzione potrei farla con uno smartwatch, però se vado in bagno me lo tolgo quando mi lavo le mani, potrei dimenticarlo. Invece questa carta di credito me la porto sempre appresso. La tecnologia è la stessa delle carte di credito normali, contactless, che avviciniamo al POS, che però appunto può avermi rubata, posso dimenticarla a casa, posso perderla, invece, e può andare anche in lavatrice. L'altro giorno è finita assieme alle banconote. Invece qui sotto mano è qui sempre con me, quindi esco di casa senza chiavi per l'ufficio e senza
Cosa ne pensa Donadelle dell'intelligenza artificiale? Sabato ho avuto ospite un grande luminare che è il professor Gerosa, che sta cercando di portare a termine questa incredibile scoperta del cuore artificiale, perciò avremo un cuore meccanico fra poco, ci sono già arrivati, ormai siamo in dirittura d'arrivo. Prego. Sì, l'intelligenza artificiale è un'ottima opportunità che va normata ed è normata fortunatamente, perché rispetto a internet, che diciamo che per noi è nata nell'89, 90, 91, però poi ad uso commerciale nel 93-94, abbiamo dovuto attendere 30 anni, 2019, perché uscissero le prime norme. Invece adesso già il mese scorso hanno cominciato a dettare delle regole, in particolare per i dati biometrici del volto, e proprio questi giorni c'è anche in Italia il cambio fra il professore Amato e un teologo. Che è un francescano. Sì, e anche lì qualcuno dice: ma perché un teologo? Qualcuno ha comunque delle opinioni, meglio anche che le dimostri, no? Però è veramente, diciamo, un esperto. È vero che in quel caso si trattava di coordinare il gruppo di lavoro che deve dettare le regole sugli algoritmi per evitare che questi strumenti... Spieghiamo anche, Donadelle, perché la gente a casa, specialmente i diversamente giovani come li chiamo io, delle volte sono troppo tecnici e fanno fatica a capire. Ad esempio questi algoritmi, spieghiamo cosa sono. L'algoritmo è in pratica, in informatica, nel caso dell'intelligenza artificiale, che attenzione che usiamo il termine intelligenza ma non è intelligente, in pratica non fa altro che recuperare tantissime informazioni, metterle assieme per poi rielaborarle, e quello lì può essere piano che devono capire. Sì. Vale, Donadelle. Ma facciamo un esempio, in ambito medico questi software, applicando questi algoritmi, potrebbero, dati i miei sintomi, la malattia che so, la tosse eccetera, potrebbero fornire al medico, è giusto che lo forniscano a qualcuno e che non sia la macchina stessa che emette la diagnosi, potrebbe dire: guarda che dati questi sintomi e avendo a disposizione milioni di informazioni, di sintomi analoghi, io ti consiglio di concentrarti su questa possibile diagnosi, e quindi qualcuno poi interverrebbe a fornire la cura corretta. Io lo trovo anche corretto che sia anche un uomo di chiesa, un francescano, sì, perché stiamo parlando anche di etica, che è una cosa fondamentale, e trovo molto giusto questo cambiamento, prima perché è una tecnica anche molto giovane, una tecnica che veramente forse anche una persona come questo illustre, poi francescano ha deciso di portare avanti, e qua dobbiamo darne atto, perché è una persona preparatissima, sì, molto preparata. Ecco, molto preparata, ecco, diversamente anche giovane, perché non è assolutamente anziano, diciamo, ma soprattutto perché è esperto in questo. Noi abbiamo bisogno di mettere Donadelle nelle poltrone, specialmente nei ruoli molto importanti, delle persone molto preparate. Ecco, è inutile che continuiamo a girarla, perché se non continuiamo o continueremo a fare questo che l'avevamo smesso perché abbiamo visto cosa ci ritroviamo a volte, forse non si va da nessuna parte. Anche perché c'è un mondo, la scienza, la tecnologia e la ricerca abbinate, se si investe, fanno dei miracoli nel vero senso della parola. Non a caso, ho detto l'altro giorno, avevo il professor Gerosa con questo cuore artificiale, che ormai siamo a 2 passi, perciò non ci saranno più liste d'attesa, non ci sarà più niente, perché potrai veramente vivere un'altra vita in maniera molto più anche veloce e sicura. Capite bene quanto è importante questo. Ma lei non si sente un piccolo robot, no? Un nonno bionico, tra l'altro il cuore artificiale è comunque biohacking, cioè utilizzare delle tecnologie, delle scoperte scientifiche da inserire anche nel corpo per cambiarne le potenzialità. Anche gli occhiali è una forma di biohacking, come le lenti a contatto e questi apparati. Però tornando all'intelligenza artificiale, appunto, è giusto che ci sia anche un filosofo, perché i filosofi che avevamo per il passato non avevano avuto l'opportunità
di parlare di questi argomenti perché non erano ancora sorti. Poi nella, chiamiamola, polemica della sostituzione da parte di Paolo rispetto ad Amato, anche lui poteva fare la sua parte, perché poi una volta che i tecnici hanno trovato una possibile soluzione bisogna poi interfacciarsi con la politica, quindi tanto più poi che si tratta di coordinare un gruppo ma di persone esperte, e lui in particolare lo è molto. Sì, anche perché io sono dell'idea, quando sento Donadel che dicono ma è bravo, è giusto che rimanga, sì, ma si è già dato del suo, visto che ne abbiamo tanti di bravi, fortunatamente cerchiamo di usufruire anche di quelli bravi che magari non sono noti, che magari possono fare lo stesso e forse anche meglio di qualcun altro, tanto per far capire come la penso quando si parla di mandati all'estero, perché io sono convinta che abbiamo tanti giovani, tante menti eccelse che se ne vanno all'estero, che potrebbero tranquillamente rimanere nel nostro paese, dare dei ottimi contributi anche in politica, e invece purtroppo non gira così. Vediamo se qualcosa cambierà, ma la mia domanda è: la moglie, i figli come hanno preso questa iniziativa? Beh, diciamo che in famiglia potrei dire intanto che dietro a un uomo bionico non c'è una donna robot, c'è una grande donna che ha cresciuto 2 splendide figlie. Che salutiamo? Sì, ciao donna. E si sta occupando a tempo pieno di 2 fenomenali nipoti. In pratica, non so se la ricorda, Caterina, la moglie di Sordi, 44 anni fa ormai, perché una donna robot c'è il rischio che gli salti un transistor, una valvola, e poi faccia intanto come minimo che diventi gelosa come era Caterina appunto in quel famoso film. E a casa però, come anche in ufficio, si meraviglierebbero se facessi delle cose normali, non se faccio qualcosa che per me questo è normale, nel senso, io forse non sono normale, neanche non voglio esserlo, però considerando che sono 8 anni che ho questo qui sotto pelle. Quanti ne ha sotto pelle? Ne ho 4, ne ho 3 di questa tipologia qui, di queste dimensioni, e uno invece appunto che è un po'... è più grande, 3 centimetri, mentre questi qui si installano con una siringa senza anestesia. Qui bisogna, si vede ancora forse, fare un'incisione, bisogna andare a trovare un medico prima, perché nel prontuario non trovi... È un chirurgo plastico? Sì. Quello che avevamo prima, allora avevamo un chirurgo plastico non lo so, prima. Comunque è un chirurgo plastico. Poi ho detto, visto che sei specializzato diciamo, su quel tipo di attività, per favore, quindi si è prestato, si tratta di fare un'incisione, creare una tasca sotto pelle, inserire dentro questo chip, è lungo 3 centimetri, molto sottile di spessore, e ho dovuto sostituirlo non perché scadesse o fossero scariche le batterie che non ci sono, ma perché, essendo una sperimentazione, questo è stato un danno collaterale, la saldatura che c'era fra il chip e l'antenna si era rotta, ha durato 2 anni e mezzo, e adesso l'ho sostituito, adesso ha la scadenza di una normale carta di credito, quindi mi varrà fino a maggio 29. Senta Donadel, ma c'è qualcuno che la segue su queste nuove forme di microchip all'interno del corpo umano? C'è qualcuno che è interessato, che vuole capire come funziona, se portano delle conseguenze? Perché a casa si diranno sì, ma non fa male, cioè, sono domande normali che ci poniamo. Allora, intanto non sono il solo in Italia, nel 2016 eravamo 4-5, e su questo qui per il pagamento ho visto che anche almeno altre 2 persone in Italia l'hanno acquistato. Che mi sta seguendo è la società che li predispone, perché diciamo che 8 anni fa ci si poneva a porre anche il problema se potesse avere dei danni collaterali, dei rigetti, invece non ha nessun problema. Addirittura per togliere questo qui ci ha impiegato un'esagerazione, perché l'intervento dovrebbe durare 5 minuti, 45 minuti, perché essendo biocompatibile, perfettamente biocompatibile, il corpo lo aveva proprio completamente assorbito. Quello che sto facendo con questa società, ho aderito alla sperimentazione, deve arrivarmi un nuovo microchip di queste dimensioni, sempre questi qui piccolini,
che è questo qui, in pratica che in ambito medico, perché il compito principale a una luce laser è di rilevare il livello di glucosio, quindi tenere sotto controllo la glicemia. Da quella strada rileva anche il battito cardiaco, l'ossigenazione del sangue e anche la temperatura corporea, ma principalmente il livello di glucosio, che va a sostituire quegli eventuali cerotti che mettiamo ma che possono anche staccarsi e perderli. Quindi che mi segue mi chiedono ogni tanto se va tutto bene, ma siamo nel mondo una comunità, non pochi, saremmo 20-30 mila, è vero che il mondo è grande, però in Italia un po' meno. Però per me è una cosa, è utile, non sono dei gadget, perché ripeto, uscire di casa senza chiavi, qualche chiave devo portarmela, però e soprattutto senza carta di credito è una comodità unica. Allora andiamo a vedere anche queste immagini con audio di fondo, transizioni con bancomat. Andiamo a vedere allora cosa succede. Qui c'è dentro. Queste immagini, Donadei, perché è molto importante anche capire anche quello che stiamo vedendo, prego. Al bar avvicino la mano al POS, lui la rileva, sotto i 50 euro non chiede il PIN, diversamente come una carta contactless lo chiede. E chiaramente chi lo vede per la prima volta si pone qualche domanda. Ci sono dei modelli che funzionano benissimo, tra l'altro. Altri bisogna avvicinare, deve essere molto vicina la mano, non c'è pericolo che uno mi passi a 1 metro di distanza con POS e mi faccia un prelievo in automatico. Sì, appunto, poi uno sta pensando anche questo magari, allora sì. Bisogna anche stare attenti perché uno può anche dovrei prelevare. Dormire con la mano dietro la schiena per evitare. Con questa invece con la mano sinistra apro le porte, al posto di usare il solito badge bianco. Ci sono tanti che rimangono chiusi fuori perché lo dimenticano a casa, O le scene che vediamo alla cassa del supermercato quando sta per toccare a noi, qui apro invece è un ascensore condominiale, vedi, non funziona se non avvicinando la mano. Ecco che apre la porta. Questo è il classico lettore di quello che vorremmo anche capire è da dove è nata sì la passione, perché giustamente lei dice sono un tecnico informatico, però lei ha detto una frase che siccome io ascolto molto quando parlate, quando i miei ospiti parlano, io non sono normale, non vorrei neanche essere normale. Cosa vuol dire per lei la parola normalità? Diciamo, in uno sport che pratico, avevo un amico che diceva non devi seguire il branco, se nel fare quell'esercizio il primo inizia una strada e vediamo che come pecore tutti lo seguono, cioè pensiamo con la vostra testa, cerchiamo di tornare bambini, avere l'entusiasmo che avevamo forse prima di andare a scuola, cioè avere la passione di chiedere, di provare, di sperimentare entro certi limiti naturalmente. Ma vediamo l'impianto, so che c'è Leone da Tre Basile che è collegato. Leone, aspetti un secondo che guardiamo, ecco l'impianto che è stato fatto per questo microchip. Sì, prego Donadei. Sì. Non è proprio un ago, perché è una siringa che ha la forma di un ago, ma è un piccolo bisturi, ma tecnicamente è una cosa molto semplice, viene pizzicata la pelle, viene inserita dentro, a questo punto viene premuto lo stantuffo e questo piccolo apparato entra sotto pelle, poi basta mettere un cerottino e è finito. È un po' invasiva effettivamente rispetto a quello che potrebbe essere il riconoscimento facciale, che però quello in termini di privacy è un disastro. Perché... Sentiamo cosa dice Leone a Tre Basile, che se no mi cade la linea. Vai Leone! Ciao bene ragazzi, saluto il tuo ospite. Allora io invece sono troppo normale e queste cose mi fanno paura. Allora va bene che ci siano delle normative, no? Faranno delle normative, però ci saranno degli stati che delle normative non gliene fregherà niente. Certo. E poi ci saranno i ricchi che delle normative non gliene fregano niente, perché adesso vediamo questi qua che stanno andando facendo turismo nello spazio, qui tutti quanti ci preoccupiamo per l'inquinamento che facciamo per l'ambiente e questi qua vanno nello spazio e fare un lancio spaziale è la cosa più inquinante che uno possa fare.
però tu non senti nessuno che dice niente. E con questa intelligenza artificiale mi fa paura perché se viene normalizzata va bene, ma però dovrebbe essere normalizzata da tutti. E invece ci saranno degli stati che non gliene frega niente di normalizzare, faranno tutto quello che vorranno e ti entreranno nei tuoi computer, ti troveranno tutte le password che vogliono, ti sconvolgeranno. Per me è una cosa pericolosa in un certo senso. Poi il problema è che c'è una parte di questo pianeta che va avanti con la tecnologia, e poi hai 1 miliardo di persone che non hanno niente da mangiare perché non hanno acqua. E poi ti dicono no, non c'è acqua, ma se c'è più acqua che terra in questo pianeta, e tutte queste tecnologie che trovate, tutte queste velocità, non riusciamo a portare acqua a tutti. Com'è possibile questa cosa? Allora c'è una parte del pianeta che va avanti come un razzo e un'altra parte che resta indietro per sempre. Non è giusto neanche questo. Ciao Mirella, grazie. Grazie, ho sentito le riflessioni del nostro Leone da Tre Baseleghe. Allora, prima di presentare un altro gradito ospite, andiamo a vedere cosa è successo a Lignano con questo bellissimo presepe di sabbia. Ciao grande famiglia, guardate dove vi ho portato oggi. Siamo a Lignano Sabbiadoro, dove vedremo dei presepi di sabbia bellissimi, ma soprattutto il presepio di quest'anno 2019 è la Genesi. Entriamo e guardiamo cosa hanno realizzato questi artisti con questo presepio. Siamo a Terrazza Mare e ci riceve Donatella Pasquini, che voi avete già conosciuto, sarà la nostra Cicerone. Buongiorno Donatella. Buongiorno, ben arrivati. Grazie. Allora, cosa succederà quando entreremo in questa meravigliosa struttura e vedremo una cosa stupenda? Allora, qui ci sono 400 metri quadri di struttura espositiva di capannone e 350 metri cubi di sabbia lavorata compressa, su cui poi le artiste hanno lavorato e hanno così realizzato quest'opera che ha il titolo La Genesi. Inizieremo con una scenografia virtuale dove abbiamo rappresentato l'immaterialità della Genesi, no? Per cui l'atomo, insomma quello che è la creazione, la separazione dal mare, dalla terra al cielo, e poi la Fiat Lux, la luce che diede origine a tutto quanto. Entriamo. Eccoci qua. E qui ci riceve anche l'assessore Massimo Brini. Buongiorno assessore, ciao, complimenti per questa meraviglia, ciao, questo Mirella. presepe, la Genesi. Prego assessore. Buongiorno a te e anche a tutti i telespettatori. E qua è il nostro grandissimo presepe di sabbia che quest'anno come tema principale ha la Genesi, quindi la nascita del mondo e di tutte le creature. Allora era il 2019, come avete visto le immagini e le riprese che abbiamo fatto vedere. Questa mattina abbiamo Massimo Brini, consigliere comunale a Lignano Sabbiadoro con delega al turismo. Buongiorno Brini, grazie di essere qui. Allora cosa è successo invece quest'anno? Perché so che ogni anno avete cambiato continuamente, prima al chiuso, poi all'aperto, prima all'aperto, poi al chiuso. Ecco, spero che mi mandi anche le immagini di quest'anno, prego. Buongiorno Mirella. Quest'anno ci siamo superati, credo. Abbiamo fatto un presepe di sabbia bellissimo. Rispetto a quello che è appena andato in onda, avevamo circa 200 metri quadri in più di superficie espositiva e quasi il doppio della sabbia lavorata, e quindi diciamo tutti gli ospiti che sono venuti a vedere il presepe sono rimasti veramente entusiasti. Abbiamo quasi raddoppiato anche il mercatino di Natale, il mercatino del gusto, e abbiamo addobbato la città ancora meglio che negli anni precedenti, ragion per cui credo che tutti i turisti che sono venuti giù sono rimasti veramente colpiti da come Lignano Sabbiadoro li ha accolti. E questa considerazione l'hanno fatta anche molti turisti austriaci che sono venuti giù, perché quest'anno abbiamo fatto un piccolo presepe di sabbia anche a Klagenfurt, nel mercatino di Natale di Klagenfurt,
che è stato un momento di forte richiamo e ha incuriosito molti austriaci che ancora non erano venuti a vederlo a Lignano, e abbiamo avuto una buona affluenza. È stata una scelta, credo, proprio vincente. Senta Brini, io l'ho invitata anche perché noi, specialmente in questi giorni, sentiamo molto parlare di concessioni balneari, però non abbiamo mica capito bene di cosa si tratta ed abbiamo diritto di capire. Allora, come ci spiega cosa sta succedendo con queste concessioni balneari? Sembra che l'Italia abbia preso tempo, prego. L'Italia ha preso non tempo, si è dato un tempo infinito per decidere sulle concessioni demaniali, anche perché di questo argomento se ne parlava già nel 2012-2013, poi c'erano tutta una serie di proroghe tacite fino a quando l'Europa, con la Bolkestein che era comunque già in vigore, ha deciso di intervenire nei confronti dello Stato italiano dicendo dovete decidere. È che ogni governo si è passato il cerino uno con l'altro, per cui nessuno faceva non dava indicazioni ai comuni e alle regioni su come comportarsi nelle concessioni demaniali, per cui di anno in anno si rimandava. Adesso però è giunto il momento che il cerino è arrivato alla fine e quindi bisogna decidere, e i comuni usciranno, alcuni nel Veneto, diversi sono già usciti, e infatti stiamo studiando i bandi veneti per vedere come regolarsi anche qua. Cosa prevedono questi bandi, Brini? È una gara per il rinnovo delle concessioni demaniali, una gara dove coloro i quali intendono partecipare devono fare non tanto l'offerta economica, perché quella viene stabilita dallo Stato, ma quanto un'offerta per la gestione, per le migliorie, per una ristrutturazione e per una miglior gestione degli stabilimenti balneari. Questa concorrenza naturalmente fa sì che l'offerta dovrebbe essere migliorata, e è la ragione per cui credo che tutte le spiagge italiane, comprese le nostre, fortunatamente, dovrebbero fare un bel salto di qualità. Questa è comunque la speranza di noi amministratori dei comuni rispetto a quelle che sono le gestioni attuali, che anche non erano male, ma sicuramente hanno bisogno dopo tantissimi anni di un rilancio. Allora, com'è andata la stagione 2023? Cosa vi aspettate dal 2024? Prego. Allora, la stagione 2023 era partita bene, poi ha avuto un rallentamento in causa del brutto tempo, che più che colpire le località turistiche, tranne quelle dell'Emilia Romagna, che hanno avuto veramente il periodo sfortunato agli inizi di maggio, e ci sono stati allagamenti, grandinate, eccetera, e quindi parecchie famiglie avevano disdettato, per cui una stagione partita bene ha avuto un calo, per poi riprendersi molto bene, tant'è che i numeri dicono che rispetto al 2019, che era l'anno di riferimento ante-Covid, siamo come località di quasi un 4,24-4,29%, rispetto al 2022 siamo sotto, ma proprio di uno 0,8-0,9, quindi praticamente uguali. C'è stato un calo di turisti italiani proprio dalle regioni che sono state maggiormente colpite dal brutto tempo, quindi la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, una parte del Veneto, ma abbiamo avuto un incremento di turisti stranieri, specialmente austriaci e anche tedeschi. Sono ritornati abbastanza quelli dei paesi dell'est, per cui alla fine le somme si equivalgono a quelli dell'anno precedente, che comunque il 2022 era un anno record. Il 2024, secondo lei, perché non c'è un clima molto ottimista, lei dal suo osservatorio importante, visto che è anni e anni che si occupa di questo, ecco, cosa prevedete? È una stagione sui livelli dello scorso anno. Le prenotazioni, allora ci sono due tipi di prenotazioni. Per le cose belle ormai sono già andate via quasi tutte. Le cose di livello un po' inferiore, quelle lì vengono affittate un po' più tardi, quindi se mettiamo sul mercato cose di qualità, quelle vanno via subito, per cui la gente decide magari di fare qualche giorno in meno di ferie, ma di prendere appartamenti belli, alberghi belli, insomma
strutture di qualità. La cosa di basso livello fa un po' più di fatica ad andare via. Sì, il mondo va avanti, specialmente per le persone che possono permettersi, veramente, perché anche la vacanza per molti è diventata un lusso, come è diventato un lusso però anche questi microchip che abbiamo sentito. Allora so che lei voleva rispondere anche al nostro Leone da Tre Baseleghe, Donadei, che diceva, ecco, mi fanno paura. Non so se lei ha sentito Brini, ecco, Donadei ha 4 microchip sotto pelle, apre le porte, fa di tutto. Non so se lei era già collegato quando lui spiegava. Prego Donadei, come commenta le parole di... E poi sentiamo anche come... Ecco, perfettamente ragione. Leone. Sì, ha perfettamente ragione anche di avere timore, perché gli stati si adeguano o no? La Cina si adegua o no? Parlando di privacy, questi miei apparati io devo avvicinarli a pochi centimetri. Questa qui è una piccola cassaforte che usiamo in ufficio, vedete, non apre fino a che non arrivo proprio a contatto. Quindi se anche qualcuno sa che Gianni è associato a questo numero non mi ritrova. Ma col riconoscimento biometrico, e in Cina è così, in Cina si paga col volto, quindi avvicino il volto, vuol dire che lo Stato, su tanti server ci sono i miei dati biometrici, i dati del mio volto, quindi una telecamera, quindi non a qualche millimetro di distanza a contatto, ma a centinaia di metri mi può rilevare, quindi mi può tracciare, visto che conosce il mio volto, esattamente tutto quello che faccio durante il giorno e anche quello che faccio, diciamo, di non corretto. Se in Cina molli per terra una carta, vieni, diciamo, prendi un rating negativo e se vuoi andare a vedere il film al cinema non ti fanno entrare per qualche giorno. Quindi le norme diventano una cosa indispensabile, però giustamente, come dice, ma gli stati si adegueranno tutti? Qua c'è un bel punto di domanda. Cosa ne pensa Brini, ecco, di questo appassionato di microchip? Era era anche il suo lavoro, perché era un tecnico informatico, però ci vuole anche coraggio, perché lui ne ha 4, ma ha detto non mi piace essere normale, voglio essere così. Prego Brini. Anche a me piace spesso e volentieri uscire dagli schemi. Al progresso non bisogna porre limiti, però su alcune delle cose che sono state dette, ecco, un pelo di perplessità ce le ho, anche perché le stesse cose le puoi fare col telefonino, tipo quello di aprire la porta di casa, aprire il cancello della macchina, aprire tante cose, e quello di aprire la cassaforte con la mano vicino, non vorrei che magari uno pensa a una persona ricca, gli stacca la mano e va ad aprirsela. Sì, hai ragione. L'altro giorno ho visto uno che aveva una cetta in mano, poi mi sono tranquillizzato, poi ho visto che aveva il ceppo e anche la legna, quindi ho detto non è qui per me in effetti. Però il telefonino lo perdo, lo dimentico, qui io non posso perderlo, non mi va in lavatrice, non posso dimenticarla, è una comodità, è una passione, e considerando che sono un baby boomer io, ricordiamoci che i baby boomer sono quella generazione figlia del boom demografico del dopoguerra, 46-64, però vengono identificati come noi una volta da giovani dicevamo quelli lì sono in Matusa, no? E quindi diciamo che non dovrebbe più essere per qualcuno di più giovane che abbia una passione per la tecnologia, ma io l'ho vista crescere, ho visto appunto lo sbarco sulla Luna, avevo 12 anni. Poi... Senta Donadei, ma mi dica la verità, ma proprio non dà nessunissimo fastidio, ma proprio non ha mai avuto nessun problema, un po' di prurito, qualcosa che senti che è strano al tuo corpo? No, l'unica cosa, quando ho sostituito questo qui, si vede ancora la cicatrice, per 15-20 giorni sentivo dei dolori, era un problema forse una piccola infezione oppure doveva ancora assestarsi, tendo a prendere che ha preso il posto di una precedente, diversamente adesso non mi fa proprio nessun problema, non li sento. Andando sott'acqua, se andassi a 100 metri mi porrei il problema, perché sono certificati fino a 50, è questa ampollina di vetro che potrebbe implodere, ma siccome sott'acqua non ci vado più purtroppo, e quindi non c'è neanche questo rischio. Anche qua. Allora, come commenta Brini? Tecnologia, come abbiamo detto anche in precedenza, ricerca, scienza fanno passi da gigante, questi passi da gigante però che bisogna sempre che con l'etica, perché io penso che questa parola magica che usiamo molto poco, invece dovremmo iniziare a usarla di più. Prego Brini. L'etica prima di tutto, ma io vorrei riprendere un momentino le parole del telespettatore Leone, che ha fatto un'osservazione secondo me intelligentissima.
e riguarda soprattutto l'acqua. Chiedo scusa, ma vengo fuori da una piccola bronchite. Uno dei problemi maggiori che hanno in questo momento le località balneari è quello dell'innalzamento dell'acqua dei mari, no? Quindi se iniziassimo a desalinizzare l'acqua e distribuirla dove serve, abbasseremo leggermente il livello dei mari e praticamente tutte quelle tempeste che ci sono, tutte quelle mareggiate, eccetera, avrebbero degli effetti meno negativi di quanto ne hanno attualmente. Ragion per cui io credo che la scienza in questo momento dovrebbe andare in quella direzione piuttosto che in queste altre che secondo me possono aspettare ancora qualche anno e non creano nessun problema. Mentre quello dell'innalzamento dei mari è un problema che è molto sentito e che secondo me andrebbe affrontato con un'altra grinta da parte dei paesi. Allora, un'altra cosa che vorrei capire con Massimo Brini, visto che parliamo di microchip, questa spiaggia per gli animali, per i cani che c'è a Sabbiadoro, che è bellissima, penso abbiate molto puntato anche su questo veramente affetto che hanno le persone per questi animali, anche se ho sentito molti veterinari, non è così, che sia così semplice lasciare un cane in spiaggia molte ore al giorno, specialmente sotto il sole. Prego Brini. Infatti la spiaggia per i cani è dotata di ombrellone e nella spiaggia dei cani libera tutti i proprietari si portano l'ombrellone. Io credo che ogni persona che ha un cane, spesso e volentieri vedo che trattano meglio il cane che non le persone, trattano meglio il cane che non loro stesse. Per cui credo che questi problemi almeno io non li ho mai visti e non me li hanno neanche mai segnalati. Quando sono venuti a vedere il presepe di sabbia i turisti, alcuni che non conoscono bene la località domandavano se potevano entrare a vedere il presepe con il cane. E io gli dicevo: guarda che siamo una località dog friendly, e quindi entravano molto più tranquillizzati. Infatti non abbiamo avuto nessun danneggiamento da parte degli animali e neanche da parte delle persone, per cui direi che tutti si sono Cosa chiede il turista del 2023 e del 2024? Cos'è che chiede la prima, quando entra, ecco, per capire ecco, che offerte ci sono, sia a livello alberghiero che a livello di spiaggia, anche diversamente agili? Prego Brini. Prima di tutto la qualità paragonata al prezzo, cioè tu non puoi chiedere 1.000 e offrire 800, ma devi offrire 1.000 in base al prezzo che tu chiedi. Poi naturalmente divertimento, sempre più si va verso l'enogastronomia e la cultura e richiedono anche di poter conoscere tutte quelle che sono le zone limitrofe alla località, proprio per capire bene il territorio, creare un'emozione e capire anche quali sono le specialità vini ed enogastronomiche della zona. Il presepe di sabbia di quest'anno, infatti, come titolo aveva seguendo... Speriamo di avere le immagini perché non le ho e mi dispiace molto perché volevo farlo vedere, ma ci sarà un'altra occasione. Devo chiudere, saluto Massimo Brini, consigliere comunale a Lignano Sabbiadoro con delega al turismo e non solo. Saluto anche Gianni Donadel, cyber nonno con 4 microchip sotto pelle, un nonno che non ha paura, un nonno anormale, non normale perché lui la normalità non piace. Grazie, grazie, grazie. La posta di Mirella.